Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste, buon sabato a tutti e a tutte. Oggi avremo ospiti in studio Marcello Medau di Fratelli d'Italia e Enrico Bullian del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Se volete parlare con i nostri ospiti potete farlo come, per fare le vostre segnalazioni, come sempre scrivendoci una mail oppure parlando direttamente al telefono, telefonando qui in studio allo 040 977 8910. Quindi queste le modalità insomma consuete che ormai già conoscete per parlare con noi, ma avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino nella prima ora della trasmissione e che comincia come sempre con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmerarpa regionale, la situazione generale. Nel fine settimana una depressione si sposterà dal Golfo del Leone al Mar Ionio. Sulla regione affluiranno quindi correnti più secche di Bora nei bassi strati, determinando tempo migliore e più stabile. Per oggi, sabato 31 gennaio, su pianura e costa, cielo da poco nuvoloso a sereno. Sulla zona montana, variabile ma con nuvolosità più consistente nelle ore centrali. Nel Tarvisiano saranno possibili nubi basse, specie nelle ore notturne. Soffierà a Bora, moderata sulla costa e sulla fascia orientale. Nella notte fino al mattino non si escludono foschie o locali nebbie. Per domani, domenica 1 febbraio, il primo giorno appunto del nuovo mese, cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel Tarvisiano possibili nubi basse, specie nelle ore notturne. Soffierà Bora moderata sulla fascia orientale con raffiche al più sostenute a Trieste. Possibili locali gelate in pianura nelle ore notturne. Ancora uno sguardo a lunedì 2 febbraio, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, su pianura e costa, variabile sulla zona montana con possibili nubi basse nel Tarvisiano. Dal pomeriggio nuvolosità progressivamente più consistente fino a cielo coperto nella notte, con le prime deboli precipitazioni. Quindi c'è un cambio di meteo, fino al mattino soffierà Bora moderata sulla costa, al più sostenuta a Trieste, che poi cesserà, possibili gelate notturne. Allora, questo è il quadro meteo per quanto riguarda il fine settimana e l'inizio della prossima. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Andiamo a leggere il piccolo come facciamo sempre, la prima pagina. Allora, naturalmente campeggia in prima pagina la notizia che vi abbiamo dato anche noi ieri: Fedriga copre Riccardi, questo è il titolo, l'interpretazione del piccolo. Il piano non si tocca, il governatore zittisce i contestatori interni. Quel provvedimento è stato approvato da tutti. Sanità regionale, turbolento vertice di maggioranza sul riordino dell'oncologia. Savino di Forza Italia: è chiaro che c'è un problema. Stavolta conta più l'inizio della fine. Massimiliano Fedriga, prima ancora del vertice di maggioranza, chiarisce che d'ora in poi non lascerà fare. Parole decise quelle del presidente della regione. Un basta così rispetto alle uscite dal coro della coalizione, perché la pazienza, la sua, è terminata. Ma anche la difesa del lavoro di Riccardi, l'assessore alla salute, che ha portato a casa un piano oncologico. Questo è l'attacco del servizio di Marco Ballico. Poi a fondo di Cisinte Dreosto, nel documento della Lega Friuli Venezia Giulia, bocciature e severe critiche. La proposta di legge Friuli Venezia Giulia: gli anziani discriminati, serve un garante per tutelarli. Vediamo ancora: sbloccato il processo Regeni, entro febbraio il ritorno in aula. E poi la particolarità, insomma, il lusso in crisi per il prosecco e la rivincita sullo champagne. Vediamo le cronache di Trieste: lotta alla droga a Trieste, adolescenti perquisiti, cocaina ormai una costante. Ancora rotta balcanica a Trieste, negoziante trafficante di uomini condannato. Val Rosandra, il voto premia la promozione per i turisti. Fra i progetti indicati dal bilancio partecipativo di San Dorligo vince appunto la promozione in Val Rosandra. Mentre per quanto riguarda la Trieste turistica, chi arriva in treno trova negozi chiusi, l'atrio puntellato. RFI dice lavori a primavera. Stazione centrale 4 anni con le impalcature, i ponteggi nell'atrio monumentale della stazione centrale. Vediamo ancora
Le notizie internazionali: Putin limita la tregua, vale soltanto per Kiev, la guerra in Ucraina, e poi l'analisi, le differenze sull'Iran fra Unione Europea e USA. Ancora alcuni approfondimenti: bellezza tradita, Pedrocchi stile Ikea, il famoso caffè Pedrocchi di Padova, e poi la stagione 2026, il Teatro Miela riparte da nada. Il piccolo di Gorizia Monfalcone ci dà conto anche del fatto che il grande live a Gorizia sta raccogliendo molti consensi. Cremonini venduti in 4 ore 12.000 biglietti, e già Cremonini Mania, le prevendite iniziate alle 10 di ieri sulle piattaforme hanno da subito fatto registrare 12.000 tagliandi staccati in appena 4 ore per l'appuntamento del 31 maggio a Gorizia. E poi i nonni vanno a lezione di smartphone dai nipoti. Staranzano, numerosi anziani, municipio assieme agli informatici in erba dell'Istituto Marconi e Einaudi. Allora andiamo a vedere altri giornali, le prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciamo con il Corriere della Sera. Allora vediamo: giustizia, scintille tra le toghe e il governo, Nordio, tesi blasfeme contro la riforma, e poi Epstein, 3 milioni di file segreti. Kiev, Putin accorcia la tregua solo fino a domani, braccio di ferro USA-Iran, le carte svelate, qui si parla appunto di Epstein. Trump compare 3.200 volte, Gates si ammalò dopo le serate con le ragazze. Il sondaggio: Fratelli d'Italia in crescita e al 29,4%, Forza Italia sopra la Lega, il PD sale al 21,8%. Questo è il consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli. Il tennis, la resa al quinto set in semifinale agli Australiani Open, Sinner KO con Djokovic, perdere così fa male. Vediamo il Costellation brucia, lì dentro c'è una strage, le telefonate, gli audio della strage appunto di Capodanno. Vediamo La Stampa: Ucraina, la guerra beffa di, la tregua beffa di Putin, Minneapolis, l'ICE non se ne va, Kerry Kennedy, Roma dica no a quegli agenti alle Olimpiadi. Stop agli attacchi russi, ma solo nella capitale e fino a domani. La Casa Bianca rilancia, siamo vicini a un accordo. Djokovic a 38 anni sconfigge Sinner, è tutto surreale, a volte ritorno, il titolo della Stampa. Vediamo ancora altre notizie sul Fatto Quotidiano. Ecco l'accordo USA-Italia all'ICE, dati sensibili e DNA. Il patto firmato con gli States all'epoca di Berlusconi. Anche il Dipartimento degli Agenti che in America sorveglia l'immigrazione che sarà ai giochi può ricevere dall'Italia dati sensibili e DNA di soggetti ritenuti pericolosi in patria. Nordio perde la testa, il governo teme il voto, referendum, il ministro ormai sacrificabile tuona in Cassazione. Vediamo il Giornale, le chat Ranucci boccia il lavoro anti-Meloni e le follie sulla lobby gay, da Giletti al signor B. La frase incriminata: quando possiamo iniziare l'incontro tra i due a Napoli. Questo è analizzato il caso San Giuliano. La nuova enciclica del Papa: l'intelligenza artificiale non crei ibridi, sia di aiuto ai malati. In arrivo appunto la lettera di Leone XIV. Niente vento alla Camera, l'opposizione imbavaglia Casa Pound e sfregia ancora la libertà di parola. L'AIS può agire in Italia scusate, grazie a Renzi. Napolitano, altro che favore a Trump. Vediamo ancora Libero, Australian Open, Sinner sprecone, cosa c'è dietro la resa a Djokovic, e poi caduta e gara annullata, maledizione Kran, Olimpiadi a rischio per Lindsey Vonn. Vogliono parlare solo loro, Maranza Rossi alla Camera. Questo è il titolo forte scelto da Libero. I progressisti occupano la sala stampa contro la presenza di Casa Pound, sospesi tutti gli eventi per motivi di ordine pubblico, poi esultano pure. La speranza che il generale tolga voti a Lega e Fratelli d'Italia, ora i compagni tifano Vannacci.
Camera, la sinistra caccia i fascisti, destra spaccata sulla remigrazione. Referendum sulla giustizia, Nordio offende chi dice no, blasfemie sulla mia riforma. E ancora vediamo Ucraina, la strana tregua dei 3 giorni, Iran, blitz in bilico. Putin dice che solo Kiev sarà al sicuro. Vediamo il Sole 24 Ore, Standard & Poor's alza l'outlook, rating confermato, PIL oltre le stime, il 2025 chiude a più 0,7%. Dopo il super record l'oro precipita sotto i $5.000, l'argento perde oltre il 30%. Andiamo a vedere infine Repubblica, Epstein, nuove accuse a Trump, resi pubblici 3 milioni di file e 180.000 foto. Il presidente USA compare 3.200 volte, sesso con minorenni, spunta anche Bill Gates, l'Iran all'Unione Europea, i vostri eserciti, forze terroriste, finisce l'era Powell alla Fed, arriva l'ex falco Walsh, qui stanno morendo tutti, Cran Montana, le voci dall'inferno, anche qui vengono riportate, poi anche qui naturalmente la vittoria di Djokovic, l'immortale, Sinner si arrende, e poi Cassazione, il no delle toghe, Nordio, tesi blasfeme. Torniamo sul piccolo, torniamo alle notizie più vicine a noi, andiamo a vedere gli approfondimenti a partire proprio dalla riunione di maggioranza di ieri pomeriggio. Fedriga difende Riccardi, il piano oncologico è condiviso e non si tocca. Il governatore punta il dito contro i contestatori interni, basta esternazioni e attacchi sui social. La maggioranza si ricompatta dopo il vertice, ma restano i distinguo e le prese di posizione. Rizzetto di Fratelli d'Italia: è assolutamente auspicabile il coinvolgimento che dovrà essere garantito da tutti. Savino, Forza Italia: tanto rumore per nulla, inutile discutere di un progetto ineccepibile che era già stato approvato. Dreosto della Lega: su alcuni temi ci sono sensibilità diverse, ma è normale, altrimenti saremmo un unico partito. Queste alcune delle voci al termine appunto ieri del vertice di maggioranza, le abbiamo raccolte anche noi appunto in un servizio con appunto la spiegazione che ci ha fornito ieri proprio il nostro Bernardo Gulotta. Allora rivediamo insieme il servizio. Si è concluso dopo quasi 3 ore di incontro il tavolo tra il presidente Fedriga e i segretari dei partiti di maggioranza, Sandra Savino per Forza Italia, Marco Dreosto per la Lega e Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, video collegato oggi in questa riunione. Al centro il piano oncologico regionale che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in particolare, aveva suscitato diverse polemiche proprio interne alla maggioranza, con l'assessore Riccardi che aveva anche addirittura paventato un suo passo indietro con le dimissioni. Tutto rientrato secondo i partecipanti che hanno parlato ai nostri microfoni all'uscita di questo incontro, un piano che non verrà ridimensionato, si va avanti su quello che è il lavoro che è stato fatto dall'assessore Riccardi e dagli uffici dell'assessorato alla salute, un piano oncologico che per quanto riguarda gli aspetti tecnici che erano al centro della richiesta dell'onorevole Cisint su approfondimenti qualora dovessero servire per migliorare lo stesso piano, saranno presi in considerazione dagli stessi tecnici. Si sono chiariti alcuni punti che forse non si erano compresi bene fino in fondo, perché come penso sia utile ricordare, ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, rispetto alle richieste che erano state fatte su questo famoso documento presentato dall'onorevole Cisint, dal segretario Dreosto, all'interno di questo documento c'era la necessità, secondo appunto i 2 presentatori, di costituire un tavolo per riuscire a modificare, migliorare, valutare, ma non ce n'è alcun bisogno perché questo tavolo è già contenuto all'interno del piano della riforma della rete oncologica, quindi è stato fatto un lavoro del tutto inutile, quindi la prosecuzione è assicurata del piano come è stato votato dalla maggioranza e anche grazie ad un lavoro
utile che ha fatto la minoranza. Perciò c'è stato questo tipo di chiarimento. Nessuno ha messo in discussione assessori della Giunta. Io ritengo che questa maggioranza sia sempre coesa. La Regione ha una delibera di Giunta che già prevede che un tavolo tecnico fatto da chirurghi oncologi verifichi il piano ed eventualmente apponga dei correttivi. Penso che questo sia quello che verrà fatto. Si è insediato il nuovo responsabile della RO, quindi per noi è estremamente positivo. Quindi non esistono temi che mettono in discussione il piano oncologico in quanto tale. È chiaro che se il tavolo tecnico verificherà che ci sono dei correttivi, dei miglioramenti da fare, lo farà, perché, come ho sempre detto, non è una questione politica ma una questione prettamente tecnica. E qui troviamo ancora appunto le bordate leghiste sulla sanità, nel mirino le liste d'attesa e anche i rapporti coi privati. Le critiche sono contenute nella relazione del tavolo tecnico voluto proprio dal Carroccio, l'abbiamo sentito ora. Il segretario Dreosto e l'eurodeputata Cisint l'hanno inviata al Presidente. Ancora vediamo tutelare gli anziani da discriminazione, occorre un garante per chi non ha voce. L'ageismo al centro del dibattito organizzato dall'associazione 50 e più, focus sulla proposta di legge per creare un'autority Friuli Venezia Giulia per i senior. Quindi qui vediamo l'incontro inclusione, sport e parchi culturali, nuovi fondi per le associazioni, le misure approvate in giunta regionale, sempre per quanto appunto riguarda la politica regionale. Andiamo a vedere ora molto rapidamente, scorro le pagine, poi torneremo sull'attualità nazionale ed internazionale, ma andiamo alla pagina di Trieste. Vediamo che si parla dei controlli della polizia locale. Le dosi di cocaina nelle tasche degli adolescenti. Grazie all'unità cinofila in 7 mesi 126 sequestri di stupefacenti con 2 arresti, l'uso personale e le conseguenze. Il dilagare della cocaina preoccupa anche la polizia locale che nei controlli effettuati negli ultimi mesi con l'unità cinofila, forte del fiuto del cane antidroga Conan, ha trovato anche nelle tasche di ragazzini di 16 anni dosi di cocaina. A riferirlo sono il comandante della polizia locale Walter Milocchi e il vicecommissario Marco De Grassi. Tra i 126 sequestri di sostanze stupefacenti effettuati negli ultimi 7 mesi, con anche 2 arresti, dall'entrata in servizio appunto dell'unità cinofila, la polizia locale ha riscontrato la presenza di hashish, marijuana, cocaina, ma circola anche molta chetamina. Di questo si è parlato ieri, anche del super fiuto del cane Conan, quindi scattano 49 denunce per droga. Il pastore belga in forza al NIS della municipale dallo scorso maggio, ne abbiamo parlato molte volte anche noi, ha maturato oltre 1000 ore di lavoro. Rivediamo insieme il nostro servizio. Un fiuto d'oro, quello del pastore belga Malinois della polizia locale. In quasi tutte le operazioni antidroga che l'hanno visto protagonista, il corpo municipale ha portato a termine il sequestro, facendo emergere diffusi fenomeni di spaccio. Dal mese di maggio 2025 è stata istituita l'unità cinofila della polizia locale. Analizzando l'attività dei primi 7 mesi, su 180 giorni in cui il cane Conan, 9 anni, ha operato, sono stati effettuati 108 sequestri. Considerando il numero complessivo delle operazioni antidroga, 126, nell'85% dei casi il fiuto del pastore belga è risultato fondamentale. Nei 180 giorni operativi di Conan si è registrata una media di 2 sequestri ogni 3 giorni. In altre parole, nel 65% dei casi è stato possibile rinvenire la droga. Le operazioni della polizia locale hanno portato a 46 denunce per spaccio, 1 ogni 4, facendo riferimento al contributo di Conan, e 81 violazioni per detenzione a uso personale, 1 ogni 2 giorni. Grazie al fiuto del pastore belga, circa 1 chilo di droga è stato tolto dalle strade. Conan era già stato impiegato in precedenza anche dalle questure di Pordenone e Treviso, e a Trieste l'unità cinofila viene coinvolta nelle operazioni interforze coordinate dalla questura giuliana. Proprio pochi giorni fa, durante mirati controlli fuori dalle scuole e nelle piazze triestine, Conan aveva fatto valere ancora una volta il proprio fiuto, consentendo il rintraccio di hashish nascosto in piazza Goldoni.
Restiamo invece nella zona di Piazza Libertà e della stazione ferroviaria, impalcature in stazione da 4 anni. RFI sblocca i lavori ma frena sul rilancio. 1 milione per l'avvio del restauro e la rimozione dei ponteggi in primavera. Il piano di valorizzazione commerciale accantonato. Un desolante biglietto da visita, il commento dello scenario che si presenta ai turisti in arrivo in treno. Tabaccheria ostaggio della gabbia di metallo, ormai siamo abituati, dice il titolare della storica attività nell'atrio. Troppi negozi chiusi tra affitti alti, pendolari in calo e scarsa attrattività. Qui vediamo appunto altre immagini di questo reportage. Farmaci e souvenir, più servizi per i turisti. La titolare della parafarmacia: ci siamo evoluti con la città, ora offriamo anche i prodotti dell'artigianato locale. Serve un progetto per attirare qui delle nuove attività. Qui vediamo l'edicola gestita da Sandro Roveto e dalla moglie Veronica. Lo smart working ha cambiato molte abitudini, ma i clienti ci sono, dicono questi operatori commerciali. Cambiamo argomento: tratta dei migranti, negozio da tramite, maxi multa e 2 anni e 5 mesi di carcere. Il commerciante pakistano usava un money transfer abusivo. In 3 anni maneggiati 200.000 euro. La difesa agiva a fini umanitari, ignorava il sistema. Il PM Frezza aveva chiesto 7 anni di reclusione. La sentenza prevede anche 92.000 euro di sanzione. Ancora l'accusa faceva la spola con Belgrado, passeur serbo a processo, avrebbe fatto la spola fra Belgrado e Trieste con a bordo clandestini, 2 viaggi in 9 giorni e 8 cinesi trasportati. È il motivo per cui Dragan Petrovic, 40enne serbo, è a processo davanti alla Corte d'Assise. Un altro processo, nuovo processo per il rifugiato afghano e i dubbi sull'età, violenza sessuale sulla psicologa, atti non tradotti, tutto da rifare. Psicologa palpeggiata da un ospite della struttura d'accoglienza nel 2017, 9 anni dopo. Il processo riparte da capo. Per un attimo ha rischiato di subire un nuovo inciampo legato all'incertezza sull'età esatta dell'imputato. Ancora l'intervento ad alta quota: 2 triestini soccorsi sulle piste di Sella Nevea, 2 ventenni triestini appunto ieri pomeriggio soccorsi vicino alle piste di Sella Nevea. Poi ancora in memoria un pensiero e dei fiori per ricordare Danica, per ricordare la senza tetto che viveva in strada a Ponte Rosso, deceduta il 9 gennaio in un letto d'ospedale. Matrimoni religiosi a Trieste da annullare, 6 sentenze nel 25, altrettante cause. Il Tribunale Ecclesiastico del Triveneto ne ha competenze sul nord-est, continua a lavorare nonostante il rito sia in calo. Qui vediamo i liceali svelano i bimbi del collegio delle dimesse il cantico delle creature, una bella iniziativa che celebra gli 800 anni della stesura da parte di San Francesco. Saranno realizzati dei pannelli grafici da esporre assieme a un murales. Qui vediamo gli alunni della scuola primaria dell'infanzia e del collegio delle dimesse. La salvaguardia dei beni culturali, quelle 4 cariatidi del Teatro Armonia abbandonate a Muggia, che aspettano un restauro e l'approfondimento appunto che troviamo per quanto riguarda la pagina di Muggia. Ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, al momento il traffico direi che è alquanto scarso e tranquillo, non abbiamo segnalazione di problematiche in atto. Anche la notte è andata abbastanza bene, abbiamo fatto interventi di routine, in particolare purtroppo per liberare alcuni passi carrai, quindi attenzione insomma di non lasciare sui passi carrai soprattutto la sera e la notte. E per la giornata di oggi avrei da segnalarvi che alle 14.30 c'è la marcia per la pace, partirà dalla stazione ferroviaria lato largo Città di Santos, percorreranno la via Ghega, via Trento in Piazza della Borsa per arrivare poi alla Piazza Verdi.
e ovviamente saremo presenti col personale per regolare la viabilità. Ricordo che c'è un restringimento carreggiata sulle rive nei pressi della via Milano che porta via una corsia di marcia, quella di svolta in particolare. Certo. E altre cose, sì, questa mattina ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi insomma fare attenzione della zona di via Coroneo, insomma varie persone e vari veicoli saranno presenti, ovviamente sempre ci saremo noi col personale sul posto. Altre segnalazioni per la giornata di oggi non avrei da farvi. Benissimo, allora grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie all'ispettore Tiziana Martini. Allora noi andiamo avanti e leggiamo ancora questa notizia che abbiamo visto come richiamo in prima pagina: il voto premia i cartelli turistici per valorizzare la Val Rosandra. Ecco i 9 progetti indicati dal bilancio partecipativo di San Dorligo della Valle. Oltre alla parte storico-naturalistica, chieste, panchine, cestini e una fontanella. Vediamo anche le compagnie di Muggia illustrano il carnevale, il PD Libertà limitata, la presentazione e la polemica, e poi ancora la spesa di 68.000 euro, manutenzione del Verte, un'altra ditta a supporto, sempre a Muggia. Ieri invece in tema di sicurezza, qui si parlava della sicurezza del carnevale in qualche modo blindato, in tema di sicurezza dicevo il Partito Democratico ha realizzato una manifestazione in piazza insieme ad altri partiti dell'opposizione in piazza Garibaldi per sottolineare la mancanza appunto di sicurezza. Dice l'opposizione: il centrodestra cade dal suo cavallo di battaglia. Questo era un po' il tenore della conferenza stampa all'aperto. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Credo i cittadini, non perché lo dice il Partito Democratico, ma tutta l'opposizione, ormai si sentono sempre più insicuri. Piazza Garibaldi, diventato un simbolo per i costanti episodi di violenza che la caratterizzano, è stata scelta dalle opposizioni come luogo di ritrovo per fare il punto sulla questione sicurezza a Trieste, dagli accoltellamenti allo spaccio di droga e poi il tema della violenza giovanile e delle rapine messe a segno dai Maranze in pieno centro città. La settimana scorsa in Consiglio Comunale è stata presentata una mozione urgente, primo firmatario il Dem Luca Salvati, ma condivisa da tutti i partiti di opposizione. Poi si chiede il ripristino della figura del poliziotto di quartiere, che la stessa questura in una sua dichiarazione nel 2013 diceva essere stata largamente apprezzata, dove si chiede al sindaco che siede al comitato di ordine pubblico e di sicurezza di chiedere per Trieste delle unità in più e soprattutto di attivare, perché la sicurezza non è solo repressione, ma di attivare tutti quegli strumenti utili come l'educativa di strada, coinvolgere enti, associazioni, parrocchie per creare quella rete che oggi non c'è. E il fatto che il Consiglio Comunale non affronterà questa mozione, perché a questa mozione è stata negata l'urgenza, ha del comico. Ecco, a questo siamo ridotti, con una maggioranza che non sa affrontare il tema che era il tema principale della loro campagna elettorale. La sicurezza la porteremo noi quando voi avrete votato correttamente alle prossime elezioni. Allora, torniamo, scusate, alle notizie internazionali. Dunque, Teheran risponde ai 27, i loro eserciti sono terroristi, ritorsione iraniana dopo la risoluzione dell'Unione Europea sui Pasdaran, nuove sanzioni USA, ma Trump rallenta su un attacco. Altri 3 milioni di file, spunta la malattia venerea di Gates, caso Epstein, gli ultimi documenti. Ancora vediamo tregua ridimensionata, stop ai bombardamenti solo fino a domani, si parla dell'Ucraina e di Kiev in particolare. Rivoluzione petrolifera, il Venezuela apre alle compagnie private, la riforma firmata dalla Rodriguez. Il MES cambia la linea, apre ai prestiti per la difesa, la svolta, il direttore generale Gramegna: sfruttiamo il potenziale. Reazione favorevole di Tajani: l'ho sempre detto, si può fare, ci sono risorse da poter usare. La pagina dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, del piccolo scalo container di Fiume, traffico
traffici in crescita del 4%, in arrivo a Pola 12 bus elettrici, a Umago nuovi bonus per gli impianti fotovoltaici, ancora Bruxelles apre ai camionisti, stop ai blocchi alle frontiere dell'Unione Europea, la protesta degli autotrasportatori è terminata ieri in serata, stimati i danni per 92 milioni al giorno. Ancora per l'attualità, torniamo in Italia, scontro toghe e governo davanti a Mattarella, botta e risposta nell'aula magna, i giudici, l'indipendenza è un caposaldo, Nordio blasfemo dire che vogliamo toccarla. Casa Pound non entra alla Camera, tensione nella sala stampa di Montecitorio, l'evento sulla remigrazione del leghista Furgiuele annullato dal presidente Fontana a seguito della protesta dell'opposizione. In molti hanno cantato Bella Ciao. Le carceri in Brasile in condizioni inumane, no all'estradizione di un uomo arrestato in Italia. Cisinte colleghe all'attacco, norme anti-Islam radicale, l'iniziativa delle eurodeputate leghiste alla stazione marittima di Trieste. Ancora la maturità, sono uscite le materie matematica all'orale al classico, sono stati svelati i temi della seconda prova scritta e del colloquio finale, previste 4 discipline decise dal Ministero, salta la vecchia tesina e qui vediamo seconda prova scritta, liceo classico latino, liceo scientifico matematica, scienze umane appunto a scienze umane, economia aziendale, negli istituti tecnici con quell'indirizzo, discipline turistiche aziendali e poi progettazione e costruzione impianti. La prima prova scritta rimane sempre per tutti l'italiano, la novità appunto nella prova orale al liceo classico tra le materie per l'orale c'è anche la matematica, italiano, latino, storia e matematica, oppure allo scientifico italiano, matematica, storia e scienze naturali. Allora, queste le ultime notizie dal punto di vista della scuola e dei tanti che si accingono appunto a prepararsi per l'esame finale dei 5 anni, ma ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e ricominciamo la nostra rassegna stampa subito dopo. Rieccoci in diretta a 7:34 del mattino, in questo sabato andiamo ancora a leggere i giornali per la nostra rassegna stampa, ci addentriamo ancora tra le pagine dell'attualità del piccolo, i metal detector attivi nella scuola di Abanub a La Spezia, gli studenti accettano, utilizzati anche cani antidroga, la società è riconducibile a un ex MSI, offerte di un privato per Villa Mussolini. Papa Leone XIV cambia casa, privacy e palestra in mansarda. Aniscemi, tra speranza e fatalismo, ipotesi di una new town a Gela. L'inchiesta per disastro colposo partirà intanto dall'acquisizione di un'enorme mole di documenti. La casa di famiglia affacciata sul baratro, dall'alloggio del vicino è rimasta la cucina, il racconto di Piero e Daniela Gentile, originari di Niscemi e trasferiti a Monfalcone, qui li vediamo appunto. Poi Maxi Frana in Molise ci pensa a un progetto made in Verona e si riparla di Zeno D'Agostino. Allora, lo Stato paga il tecnico della difesa, può ripartire il processo Regeni. Prossima udienza con i 4 imputati assenti in febbraio, la requisitoria del procuratore attesa in aprile. L'iter giudiziario quindi del ricercatore ucciso in Egitto, un'immagine della camminata silenziosa di Fiumicello. Venezia torna al Teatro Verdi, ne abbiamo dato conto anche noi ieri sera, poi avremo oggi un servizio del nostro Umberto Bosazzi, una manciata i contestatori, niente volantinaggi a Trieste, poche spille di protesta alla prima dell'opera di Kurt Weill, le iniziative personali dei singoli abbonati contro la nomina del maestro a direttore alla Fenice. La polemica
lagunare non ha attecchito, alla fine 8 minuti d'applausi. La vice sindaca Tonel, ognuno esprime il proprio dissenso come meglio crede. Vediamo il mercato del vino, abbiamo visto questa notizia in prima pagina. Prosecco stacca Champagne, record delle bollicine nostrane, flop francese. Le cause del sorpasso starebbero insomma nella crisi del lusso. I numeri del fenomeno, i primati battuti di anno in anno, trainano l'economia dei territori. Zuliani di Rauscedo, la grande doc, una svolta, il sistema è strutturato, nasce la glera del futuro, 7 nuove varietà resistenti. Per quanto riguarda la pagina dell'economia, banche chiusi 516 sportelli, ICCREA prima per presenza in Friuli Venezia Giulia, nel 25 sono scesi del 2,9%, il Veneto tra le regioni più colpite, meno 3,5%, nei due territori oltre 280.000 persone vivono in comuni senza alcun presidio, si parla appunto di sportelli bancari. Dove altri vanno via, per noi si aprono nuove opportunità, dice il presidente di Prima Cassa Gasparini in questa analisi. Eredità del vecchio, Junior sui fratelli in 3 bloccano l'accordo. Accordo invece in regione per Snaidero, niente esuberi, solidarietà per tutti. Torniamo alle pagine di Trieste per vedere queste notizie nelle pagine delle segnalazioni dell'agenda. Allora, Lupattelli, nuovo presidente del Panathlon, subentra a Terrano, e poi Casa Viola sostiene i caregiver. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio di questa iniziativa interessante. Dopo 10 anni di attività, Casa Viola apre una nuova fase del proprio percorso. Vediamo quale nel servizio. Da sempre punto di riferimento per i caregiver di persone con demenza, decadimento cognitivo e malattia di Alzheimer, Casa Viola, la struttura istituita nel 2016 dalla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield, avvia nel 2026, proprio nell'anno del decennale, una nuova fase del proprio percorso, segnando un'evoluzione significativa nei paradigmi di intervento. Accanto alla storica attività di supporto alle famiglie e ai caregiver, Casa Viola amplia in modo strutturato il proprio raggio d'azione, aprendosi direttamente alle persone con decadimento cognitivo, demenza, Alzheimer e per la prima volta l'intera popolazione over, con un rafforzamento dei programmi di prevenzione e invecchiamento attivo. E questi 10 anni li festeggiamo con un'apertura e con dei servizi innovativi che si rivolgono al nostro consueto target, e quindi sempre tante iniziative di sostegno ai caregiver, alle persone con demenza, ma un'apertura alla comunità. Quello che vogliamo promuovere è una longevità cognitiva e quindi una serie di esercizi in una vera e propria palestra della memoria, che in un'ottica di prevenzione servano ad allenare la mente per avere un buon invecchiamento e conservare la propria mente flessibile e agile. In questo quadro, nel corso dei prossimi anni, saranno proposti cicli di potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo basati su protocolli standardizzati di comprovata efficacia, andando a creare una palestra cognitiva unica in Friuli Venezia Giulia. A completamento di questo impegno, Casa Viola offrirà anche sessioni di valutazioni cognitive gratuite aperte a tutte le persone interessate. Inoltre, le attività di benessere fino ad oggi riservate ai caregiver verranno estese anche agli over 60 del territorio. Tutti questi percorsi e le novità in arrivo sono stati resi possibili grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Berta e Alfredo Giovanni Dorni e della Fondazione CR Trieste. Lo spirito di questa iniziativa rientra nelle strategie della Fondazione CR Trieste dal punto di vista del sostegno ai fragili e ai vulnerabili. C'è una linea di finanziamento ormai da molti anni che supera diverse centinaia di migliaia di euro, che punta tra l'altro anche a sostenere Casa Viola tra le diverse iniziative meritevoli. Allora, torniamo sulle pagine dell'economia. La crescita supera le previsioni. Nel 2025 Italia più 0,7%, Unione Europea più 1,5%. Ancora sempre nella pagina dell'Isontino, siamo qui nell'edizione appunto isontina del Piccolo, previsti 21 posti in più nei nidi, chiude una sezione delle materne, l'offerta scolastica in città. Comune costretto a rivedere le previsioni, le modifiche riguardano il polo di via Mascagni. E poi alla Furlani invece interviene
l'intervento antisismico da 2,1 milioni a straccis. Si parla quindi di asili, di scuole comunali e se ne è parlato anche a Trieste per quanto riguarda diciamo così, l'attacco anche delle opposizioni, insomma la discussione all'interno della commissione sugli asili appunto di Roiano e anche altri asili che dovranno appunto aprire, il ricorso al personale privato. Vediamo insieme che cosa è successo. Lavoro povero, stipendi mensili da circa 1.200 euro per 10 mesi all'anno. Va da sé che la Giunta di Piazza sta abdicando alla sua funzione di erogatore dei servizi pubblici con personale comunale. Così si legge nel comunicato stampa del PD, firmato dai consiglieri comunali Pucci, Repini e Salvati, sull'apertura degli asili di Roiano e San Giovanni con servizio dato in appalto a educatori privati. Il comune in questo modo, prosegue la nota vergata dopo la commissione odierna, sta smantellando di fatto il servizio educativo pubblico triestino, un'eccellenza con una tradizione ultracentenaria. Gli esponenti Dem hanno poi rimarcato come siano favorevoli all'apertura delle strutture, ma contrari alla gestione in appalto in cui vengono utilizzati gli educatori privati a svantaggio di quelli comunali già formati e che aspettano la stabilizzazione da anni. A stretto giro la replica dell'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio. Allora, intanto in quel comunicato ci sono delle evidenti inesattezze che io mi auguro siano state chiarite nell'illustrazione di questa mattina in quinta commissione. E per quanto riguarda il resto, noi è da tempo e in tutte le sedi che diciamo che non abbiamo alcuna intenzione di privatizzare il nostro sistema educativo, semplicemente siamo alle prese con un significativo ampliamento e come tanti altri comuni capoluoghi e non alle prese con la stessa questione siamo chiamati a valutare altre modalità di gestione. Lo facciamo con grande responsabilità, con il massimo rispetto e con un unico obiettivo, quello di dare un servizio alle famiglie che ormai da tanto tempo stanno aspettando. Allora, torniamo ancora sulle pagine goriziane del Piccolo. Il fumetto sulla Shoah. Mattarella ospita gli alunni della Locchi, la seconda C ricevuta in municipio. Vediamo il concerto invece del 31 maggio, c'era anche in prima pagina, tutti pazzi per Cremonini, 12.000 biglietti in sole 4 ore. Il governatore Fedriga, portare artisti di primo piano in luoghi simbolici del territorio significa rafforzare l'immagine della nostra regione. Il sindaco Ziberna, risultato sbalorditivo. Dunque hotel e B&B sono pronti, abbiamo oltre 1.000 letti. L'assessore Cagliari, in caso c'è sempre Nova Gorizia, le strutture ricettive. Vediamo ancora l'aeroporto alle carte in regola per ospitare anche grandi festival. Qui vediamo l'hangar principale dell'aeroporto di Gorizia. Campovolo prende forma nonostante l'amianto, un progetto da 2,5 milioni. Il palco sarà allestito vicino all'area industriale della zona nord, terreno da compattare, già portata a termine la pulizia del verde. Ancora alla pagina di Monfalcone, Terme Romane, installo l'iter di accreditamento per l'ingresso col ticket. A 3 mesi dalla riapertura si continua ad accedere alle prestazioni dell'impianto solo privatamente. Comune in pressing su Regione e Asugi, l'attesa del gestore. Vediamo le Terme Romane all'Isert in una foto d'archivio. Il primo cittadino Fasan, fasce deboli da tutelare. Da parte nostra abbiamo sollecitato le strutture regionali affinché si provveda, perché si tratta di un atto essenziale soprattutto per tutelare fasce economicamente più fragili, consentendo loro di poter accedere alle relative cure, nonché l'azienda stessa. Così il sindaco Luca Fasani in merito al tema del convenzionamento regionale delle prestazioni alle Terme Romane. Ma l'assessore regionale alla salute Riccardi tranquillizza tutti, l'ok non è in discussione. Al San Polo il via alla formazione specifica in medicina generale. Riccardi all'apertura del nuovo triennio innovazione tecnologica e intelligenza artificiale non rimpiazzeranno mai il rapporto diretto professionisti
pazienti. Decoro urbano, più rispetto, multe giù a parità di controlli. Il report 2025 delle attività della Polizia Locale rivela un calo delle sanzioni per abbandono di rifiuti, immobili lasciati nel degrado e irregolarità commerciali. Il punto è stato fatto ieri. Ancora l'affondo di MSC, ma è calato il silenzio sul decreto vergogna, l'iter che avanza per il tavolo con Fincantieri. Ancora vediamo no al presidio di remigrazione, la presa di posizione del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. La vice segretaria Lucia Giurissa e Linda Tomasinsic stigmatizzano l'organizzazione di un presidio pubblico a Monfalcone da parte del Comitato Remigrazione e Riconquista, di cui fanno parte diverse sigle, tra cui Casa Pound Italia. Cassonetti dei rifiuti davanti a Villa Vicentini, invece siamo a Ronchi dei Legionari, salgono le proteste, si spostino altrove. Allora torniamo alle notizie dello sport, della pagina dello sport, quindi torniamo sul piccolo di Trieste. Vediamo il calcio Serie C, Marino punta al bis, dopo il guizzo con il Lumezzane, trasferta ostica da Arzignano, il tecnico vogliamo ripeterci alzando sempre più il livello. Le altre partite, il mercato non si muove, oggi c'è un match salvezza tra la Virtus e la Pergo, poi andiamo avanti ancora per il basket, Trappola-Treviso, i biancorossi in buona forma non devono abbassare la guardia con una Treviso in crisi, si sono allenati anche Sissoko e Ramsey. Udine ci riprova in casa della Bertram, Cantù sfida Venezia. Ancora andiamo avanti sempre nella pagina dello sport, Futurosa Verona contro la Seconda, Mura avversario top, serve la difesa, e poi per la pallamano colpo a sorpresa di Trieste, è arrivato il terzino Hubert, atleta di altissimo livello. Ne abbiamo parlato anche noi con un servizio, allora rivediamolo insieme. Ciao a tutti, io sono Luca Hubert, arrivo a Trieste e spero che insieme vivremo grandi momenti. Forza Trieste! Si presenta così Luca Hubert, il nuovo acquisto della Pallamano Trieste, innesto decisivo per colmare il vuoto lasciato nel ruolo di centrale da Puyol dopo l'infortunio, e in grado, oltre che di guidare la squadra da playmaker pallamanistico, di giocare anche da terzino sinistro. 27enne di 1,88 m, arriva dal Gran Besançon Handball, con la cui casacca ha disputato le ultime 4 stagioni nella Pro League Transalpina, la seconda divisione nazionale. Il giocatore si legherà a Trieste non solo per la seconda parte di stagione, ma anche per la prossima annata. Sarà a disposizione di coach Carpanese già per la gara di Colonia del prossimo 7 febbraio. Accogliamo un atleta di valore, ha commentato il coach, un giocatore che può coprire molti ruoli e che possiede le caratteristiche che cercavamo da tempo. Dopo una carriera fra i maggiori campionati d'Oltralpe, proprio nella sua ultima squadra in Borgogna, dove ha militato negli ultimi 3 anni e mezzo, ha toccato il picco 3 anni fa con 170 gol complessivi in 30 match. L'arrivo di Hubert rappresenta la nostra volontà di non lasciare nulla di intentato in questa stagione, ha spiegato il presidente Lanza. Evidente come con in squadra nuovamente un centrale di rango si possa sognare di insidiare le big sia in campionato che in Coppa Italia. Torniamo ancora una volta sul tema sulle notizie, insomma, dall'Isontino, ci spostiamo nuovamente sulle pagine isontine, il tema che abbiamo visto in prima pagina, come vi dicevo, allora questa bella iniziativa di nonni e nipoti, i nipoti che insegnano a usare lo smartphone ai nonni. Il cellulare ci serve qui per imparare, nonni a lezione di smartphone dai nipoti. Le voci dei partecipanti in là con gli anni nel giorno del debutto dell'iniziativa promossa da BEM e Comune di Staranzano. Qui vediamo alcuni momenti di questa iniziativa, ce ne sono state anche alcune a Trieste di queste iniziative. Allora, Romance di Sonzo, in via di ultimazione ai lavori di pulizia da 500.000 nell'alveo dello Iudrio, è stata ripristinata la transitabilità del guado sul torrente, ora ci si concentra su
rifacimento degli argini erosi. Il sindaco Calligaris ha chiesto e ottenuto una relazione redatta dalla Protezione Civile. A Mariano del Friuli interviene la consigliera regionale Fasiolo, morie di pesci e problemi di siccità, la regione intervenga. Gli alpini ricordano la battaglia di Nikolaevsk nell'83esimo anniversario, poi a Gradisca quasi 7 milioni di euro per le 3 ciclovie, lavori in avanzamento. Ancora avanti, sempre nella lettura del giornale, il piano di recupero degli immobili inutilizzati a Grado per Villa Ostende, un futuro dedicato al turismo slow. Settimana corta all'Isis della Bassa Friulana, ecco gli orari da settembre, la programmazione valida per le sedi di Cervignano, Palmanova e San Giorgio di Nogaro. Andiamo nella pagina della cultura e degli spettacoli. L'Evangelario di San Marco sarà esposto riunito, il programma degli eventi, mostre, festival e grandi concerti, oltre 450.000 visitatori nel 2025, rinasce Palazzo Meizlik, i progetti di Aquileia per il 2026. Ancora il declino di un'icona nazionale, il caffè Pedrocchi, la bellezza tradita di un gioiello d'Italia. Padova, mobili Ikea e paccottiglia varia hanno ridotto le sale neoclassiche del caffè storico a vetrina senza identità. Le colpe di una gestione miope che ha snaturato il progetto di Appelli, vero capolavoro dell'architettura europea. E dura insomma la critica sulla nuova gestione del caffè Pedrocchi. Il Miela riparte da Nada, presentata la seconda parte della stagione del teatro. Il 13 febbraio la cantautrice aprirà Protagoniste. Questo è il calendario appunto del Miela, che si apre con la famosa cantante Nada. In tema di cultura, noi ieri ci siamo occupati di una segnalazione della consigliera del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino, che si chiede: ha senso basarsi anche su uno studio datato 2021 per procedere con i bandi regionali per la cultura? Parte appunto da questa domanda, poi la mancata anche attuazione di uno specifico osservatorio proprio per quanto riguarda la cultura. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. L'Osservatorio Cultura, previsto da una legge regionale del 2014, di fatto non ha mai visto la luce. Nel 2019 parte dei suoi compiti era stata affidata allo studio Guerzoni. Concretizzatosi nel 2021, il risultato finale, secondo Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, è viziato proprio dal periodo in cui è stato realizzato. Eravamo in piena emergenza pandemica, c'erano enormi restrizioni, appunto non c'erano le visite guidate, c'era l'obbligo di Green Pass, l'obbligo di prenotazione, non c'erano le visite scolastiche. Massolino porta un esempio concreto. Emerge anche il dato che i visitatori di Miramare, l'immaginario scientifico, sarebbero prevalentemente tra i 35 e i 50 anni, ma è chiaro perché non c'erano le visite scolastiche. È pertanto incomprensibile, sottolinea ancora Massolino, come si possa guardare a quel testo per prendere decisioni importanti in merito a finanziamenti e contributi. All'inizio di questa settimana sono stati aperti i bandi annuali sulla cultura e ci chiediamo come si possa continuare a basare dei finanziamenti senza avere dei dati attendibili, continuativi, coerenti e calati, diciamo, nella realtà del territorio. All'Atere Massolino ha citato anche il caso dei finanziamenti extrabando, 7 milioni di euro in 2 anni, andati a Diz Academy, laddove Eleonora Sartori, consigliere comunale di Gorizia e componente direttivo del Patto per l'Autonomia, ha sottolineato il caso della Galleria Bombi di Gorizia, che secondo Sartori è un asse di viabilità, prima ancora dell'Art Gallery in cui è stata trasformata. Di chi è l'opera nel momento in cui viene fruita? Dal momento che viene fruita con una finalità diversa. I dubbi di Sartori si estendono anche all'eventuale effetto economico della nuova funzione della galleria. Quello che viene detto rispetto all'immagine o ai flussi andrebbe eventualmente misurato con dati certi. In questo momento di certo c'è solo che ci sono 120.000 persone dal 17 dicembre a oggi che però non hanno pagato nemmeno un euro di biglietto.
Allora, torniamo alla lettura dei giornali, siamo sul Corriere della Sera per vedere anche le notizie insomma, di attualità politica del nostro paese. Oggi c'è l'inaugurazione anche qui a Trieste dell'anno giudiziario e ieri si è consumato lo scontro Nordio, attacchi, blasfemi, ha detto il Ministro, contro l'accusa di minare l'indipendenza dei magistrati, distorsioni malevole, né proteste né dissensi, ma l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 è stata teatro ieri di uno scontro durissimo tra i più alti vertici della magistratura, preoccupati in vista della riforma per l'autonomia e l'indipendenza dei giudici e PM, e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, convinto sia blasfemo sostenere che la riforma tende a minare questi principi non negoziabili. Mai come nelle parole del primo Presidente Pasquale D'Ascola di fronte al Presidente della Repubblica e del CSM Sergio Mattarella e alle più alte cariche dello Stato era risuonato così severo il monito a far sì che indipendenza e autonomia della giustizia restino il caposaldo del sistema costituzionale, perché una carta che ha il suo perno nel principio di uguaglianza sostanziale e assegna alla magistratura l'esercizio della funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, quei principi non sono un privilegio ma presupposti affinché il giudice sia imparziale, ha spiegato, facendo notare che dovrebbe essere obiettivo di tutti evitare che si diffonda la falsa convinzione che il magistrato sia incerto e titubante circa la tutela complessiva della funzione giurisdizionale, quindi sorga la tentazione di influire, immaginandolo avvicinabile, pavido e condizionabile. Mai era stata così esplicita la critica come nelle parole del procuratore generale Pietro Gaeta. Sulla giustizia occorrerebbe aborrire la logica del malcontento precostituito e della semplificazione dei problemi a tutti i costi, che è figlia e madre di assetti non dialogici. La democrazia, viceversa, è dialogo e concerto. Così i vertici delle toghe rilanciano l'allarme su riforma e delegittimazioni, gli applausi prolungati alla difesa dell'autonomia. Il retroscena, l'analisi di Meloni, la sinistra cerca il blitz, ma tra i loro elettori tanti voteranno per il sì. Questa l'analisi del premier Meloni. 2 notti senza bombe su Kiev, i russi stop solo fino a domani. Qua siamo tornati alla guerra in Europa. Oggi Dmitriev a Miami, forse un vertice domenica. Peskov, creiamo il clima per negoziare. Ancora visto da Kiev, la gente non si fida ma si gode il sollievo. L'obiettivo di Zelensky, non fare adirare Trump. Vediamo mai così tanti attacchi e mai così tanto freddo. Questa è l'ora più difficile. Il sindaco di Kiev, Klitschko, non credo affatto alle promesse di Putin. Gli attacchi sono aumentati, ho detto a chi può di andarsene. Ancora sempre sulle pagine del Corriere della Sera invece vediamo il primo piano, il caso Epstein, ancora milioni di pagine, foto, video e nuove polemiche. Il vice della giustizia Blanche, non abbiamo protetto il presidente ma i Dem accusano, e qui vediamo una foto d'epoca, la continua attesa frustrata di uno scandalo giudiziario che porti alla caduta di Trump. Anche i MAGA chiedono conto al tycoon che aveva promesso tutta la verità. Interviste alla protesta, arrestato giornalista a Minneapolis. Il nome di Donald 3200 volte, sempre nelle carte. Gates, la serata e la malattia, le serate e la malattia. Musk, quando vengo sull'isola. I dettagli sui rapporti del finanziere, le rivelazioni sul magnate di Tesla e X. Qui vediamo alcuni degli scatti. Melania e quelle mail a Ghislaine, il giornalista Wolf, e poi ancora parla il fratello di Mark, presto novità sull'omicidio di Jeffrey. Washington e Teheran, minacce e prove di dialogo. Trump voglia un accordo ma rinuncino all'atomica. Erdogan si propone come mediatore, dal Pentagono nuovi piani. Ci dobbiamo fermare in questa nostra rassegna stampa del mattino per una piccola pausa pubblicitaria. Fra poco sarà con noi il capogruppo del Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, Marcello Medau.
Eccoci in diretta, 8:04 del mattino, diamo subito il buongiorno a Marcelo Medau, consigliere, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori. Vi chiedo scusa in anticipo se la voce è un po' bassa, ma è la voce comune, del periodo. L'hanno notato un po' tutti anche per quanto riguarda la mia di voce. Allora, partiamo subito con il commento in vignetta di Marco Englaro a una delle notizie di oggi che abbiamo letto nella rassegna stampa sul piccolo. Zeanni che nell'atrio della stazione se tutte ste impalcature sarà per abituare i foresti che riva che dopo fore trova pien de cantieri. Va bene, sono tanti cantieri in città. Grazie a Marco Englaro. Oggi c'è appunto questo approfondimento sulla stazione, sui cantieri che sono abbastanza lunghi, no? Sono 4 anni di cantieri. Allora, invece per quanto riguarda i lavori del Consiglio Comunale si ricomincia lunedì da Roiano, no? Dall'asilo di Roiano. Sì, un consiglio leggero, così andrà via tranquillo. Abbiamo avuto una commissione, una quinta commissione ieri, insomma abbiamo deliberato, abbiamo ammesso all'Aula la delibera, diciamo che insomma iniziamo un po' prima rispetto al solito perché cominceremo il consiglio alle 15, dalle 14 domani all'attualità. Io penso che sarà sicuramente un consiglio lungo, un consiglio insomma complicato sicuramente, ma penso che questa delibera verrà approvata. Diciamo che sarebbe da pazzi non approvarla, cioè vuol dire assumersi la responsabilità per ancora un anno della non apertura di un asilo con 66 posti. Poi è ovvio che ognuno deve fare la propria parte, è ovvio che i sindacati devono fare la propria parte, ma effettivamente sarebbe piuttosto grave ed imbarazzante, insomma, no? Se ci fossero degli atteggiamenti ostruzionistici come l'altra volta. Quindi va bene il confronto, anche duro, anche aspro, però penso che sia davvero da irresponsabili. Diciamo che noi andiamo in aula sicuramente per portare a casa questo risultato per la nostra cittadinanza, per i nostri bambini, perché c'è bisogno di questa cosa. Abbiamo cambiato da concessione ad appalto, che ai più magari forse non sanno la differenza c'è. Noi di Fratelli d'Italia preferivamo la concessione, ma purché si apra, noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa, perché è importante che si apra. Che apra l'asilo. Che apra l'asilo, perché sono 66 posti e ce n'è bisogno. Tra l'altro si parlerà non solo di Roiano, ma magari anche di San Giovanni. Ci sono altri due, esattamente, ma in questa delibera si parla di Roiano e sono citate anche altri due asili, ma come modus operandi, cioè si potrebbe fare anche per quegli altri. A livello di modello? A livello di modello, esattamente. Quindi in questa delibera, la delibera è per Roiano, poi ovviamente si mettono anche altri due per guadagnare tempo, per non dover fare l'iter di nuovo. C'è un discorso anche qui per cercare di agevolare e di ridurre quel che è la burocrazia, ma per i nostri bambini. Per i bambini. Allora, abbiamo sentito anche nel servizio prima di Marco Stabile che insomma, ovviamente è una delibera abbastanza contestata, quindi come diceva prima, appunto sarà un consiglio lungo probabilmente, ci sarà insomma anche un dibattito, speriamo un sano dibattito. Ma io spero veramente ci sia un sano dibattito, perché vede tante volte, e anch'io c'è un mio filmato, quale un po' mi arrabbio, c'è sempre quella... Capisco la foga, capisco la volontà di fare, ma quando si comincia ad offendere, no? E a gridare, in questo caso l'opposizione verso la maggioranza, perché davvero si dicono delle cose inenerabili, cioè offendono il Presidente, ma io penso che non bisogna mai scendere in certi, così in basso, insomma va bene il confronto, però quando si comincia a gridare, a offendere, io penso che sia pagliacci, insomma io penso che sia di cattivo gusto e noi non siamo lì per questo, siamo lì per confrontarci, per parlare, per discutere, ma non per offendere, per avere un atteggiamento educato. Io questo me lo auguro veramente. Allora ci scrive Roberto, finalmente subito le previsioni meteo anche al sabato. Va bene Roberto, sono contenta che abbia apprezzato, mentre Dino ci scrive come mai con la situazione sanitaria allo sfascio, i lavoratori sottopagati, le famiglie che non arrivano a fine mese, i giovani che se ne vanno, il sindacato non fa nessuna manifestazione, si estranea dalla vita sociale della gente, dice Dino, insomma nota questo. Sì, beh, i sindacati, certi sindacati
ovviamente no, strumentalizzano quel che è il discorso politico tante volte. Guarda, io racconto questa cosa, ieri sera andavo a casa e sono passato per, che nulla c'entra col sindacato, giusto una piccola parentesi, sono andato a casa, passando per Piazza Libertà, io vedo un sacco di persone, no? Quelle persone, insomma. Adesso io chiedo, la bandiera della Palestina, in quel contesto, cosa c'entra? Io mi sono fermato a guardare questa bandiera, ma stai dando una mano a quelle persone che sono lì. Perché appendere la bandiera della Palestina in quel contesto? Cioè, questi qui vivono fuori dal mondo. C'era quella bellissima manifestazione della Fiaccola qua a Trieste, no? Sì. Bellissima, cioè è davvero bella, un orgoglio per la città. L'abbiamo seguita, sì, no? Anche in diretta. L'ultima tedofora era la Veronica Tognolo, una judoka di altissimo livello. Ero lì con la mamma della Veronica, col papà della Veronica, vicino avevamo questi profile, si è messo a insultarci, ma insultarci pesantemente. Io non capisco, questo vuol dire odiare il proprio paese. Queste persone non si meritano i paesi in cui sono nati, non si meritano l'Italia. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e a Medau. Buongiorno. Medau, non volevo, lei è al corrente di quello che è successo in via dei Baiardi 3 giorni fa, il giorno 28. È arrivato giù questo albero dopo 30 anni, perché io le prime lettere le avevo scritte alla Cegas, era all'epoca prima di lì mi sembra, perché battevano sui cavi della luce, idem per i cavi della Telecom. Ecco, è successo quello che è successo e 30 anni tutti mi avranno pensato che sono nati in testa. I primi rami che battevano nel 2023 la Cegas li ha tagliati. È stato sollecitato il comune a tagliare gli alberi, finalmente nel 2024 sono stati tagliati più grossi. Riuscivo a dormire alla notte perché quando c'era vento e bora pensavo sempre, avevo paura che cadessero sotto casa. Li hanno tagliati, hanno lasciato uno. È successo quello che è successo. Adesso io mi chiedo, Medau, perché chi sbaglia non paga? E non do assolutamente la colpa a questa giunta o ad altro, perché lo ripeto, sono 30 anni, no? Però quell'albero che non è stato tagliato ha provocato danni alla signora della casa sopra la mia, danni sul cancello e tutto quanto. E i cittadini sono senza luce. Nivea, non la sentiamo più, che succede? Aiuto. Ecco, mi sente? Ecco, sì, adesso sì, prego. Eccolo, perché, ecco. E allora io dico, ma la signora è ancora senza telefono, perché il telefono fisso, perché lì sono stati tranciati anche i cavi del telefono, ho ancora il quel palo che vedete adesso, sul mio parcheggio, no? Allora ha sollevato tutto il terreno. E allora questi danni, io chiedo, sono maggiori o minori di tagliare un albero? Non è possibile questo. Adesso ho letto, signora Bucarella, mi scusi se sono allungata oggi, ma che ci sarà il garante per gli anziani. Quando vedono una con i capelli bianchi, anziani e anziana dicono sempre, questa, mi scusi l'espressione, è una scatole, ecco, per non dire altro, no? Però qualche volta bisogna anche apprendere dagli anziani, perché non siamo tutti rincoglioniti in questo mondo. Nivea, però, signora Bucarella, ancora 2 parole. Ragione. Volevo tanto ringraziare gli addetti della Cegas, della sezione delle luci, perché hanno dimostrato una professionalità, una sicurezza, una cosa veramente che soprattutto la gentilezza. Tante volte la gentilezza paga, ma paga tanto. È vero. Ha ragione, tutti ignoranti. Ci associamo a questo ringraziamento. Adesso vorrei sapere chi paga tutto questo danno. Sono stati portati via 7 camion il giorno dopo. Chiaro. 7 camion di legna. Grazie. Grazie Nivea, buona giornata, un abbraccio. Grazie, insomma, è sempre attenta a quello che succede, poi è successo proprio sotto casa in questo caso. No? In effetti mi ricordo, anche lei mi aveva già parlato di questo albero, di questi alberi, insomma, quindi io penso che bisognerebbe sicuramente attenzionare di più. Io voglio sottolineare il fatto che all'interno del comune abbiamo il responsabile, il dirigente del Verde,
che è il dottor Panepinto, che è molto attento, molto attento a tutto quel che è, no, il verde della città. È ovvio, magari ci possono essere dei ritardi sul tagliare, però effettivamente è così. Sul fatto specifico di via Baiardi avevo seguito, effettivamente meno male, alla fine non è successo, insomma, danni alle cose sì, ma alle persone grazie a Dio no. Insomma, Nivea, che dire, staremo un po' più attenti sicuramente, insomma, no? Tra l'altro io ho avuto l'occasione di andare su dove abita la signora Nivea, perché c'erano dei problemi per terra, dei cogoletti per terra lì, e aveva pienamente ragione in quel frangente, cioè, ma infatti la Nivea è sempre molto attenta, insomma, no? Ecco, è assolutamente non rimbambita, come diceva nella telefonata. Anzi, è sveglissima. Altro che. Allora, Aldo ci scrive: può gentilmente chiedere se a proposito di offese e toni alti si riascoltano qualche volta dopo le apparizioni e i comizi in TV? Non credo proprio che loro siano gentili ed educati e rispettosi. Immagino, insomma, gli esponenti della sua parte politica. Ecco, a me non sembra, parliamo della vita cittadina, no? Perché è quella che ci interessa. A me non sembra che nessuno di noi abbia mai scritto delle offese anche sui social nei confronti degli altri, mentre non so se lei era al corrente, signora Laura, a me hanno detto di cotte e di crude, proprio in relazione perché io sono brasiliano, cioè, no? Quindi addirittura non nego il fatto che io ho querelato. No? Ecco, perché in effetti non si può dire tutto quello che si vuole, no? Torna a casa tua, non ti devi qua con biglietto unico di andata, no? Per dire, quindi effettivamente a me non risulta che nessuno di noi, ecco, toni accesi sicuramente, no? Sicuramente, ma parolacce, offese così, a me non risulta. Forse il Signore non sta tanto attento a quello che accade all'interno del Consiglio, non vede il labiale, non vede quello che dicono i signori dell'opposizione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, sono io? Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. Allora, io abito in Piazza Libertà e posso dire che c'è una schifezza, e adesso mi spiego. Di sera che portano il mangiare a sti profughi e tutto, poi piatti e resti di cibo, li mettono in 2 o 3 sacchi neri. Ma invece di andarli a buttare via nei bottini grandi, che sono tipo là in Largo Santo, li lasciano là vicino alle panchine. E di mattina sono tutti sacchi rotti perché come si chiama, i gabbiani, le pantigane rompono, e sono per tutta la piazza sparpagliati piatti, bottiglie, residui di cibo. Ma non potrebbero portare via questi volontari, o anche dire a un profugo: hai mangiato, vai a buttare questo sacco nel bottino grande. A me sembra che facciano apposta con cattiveria. Fanno apposta con cattiveria, di sera sono là che mandano dentro la statua di Sissi e i volontari vedono, se la Fornasin che vede, neanche per niente, lasciano fare tutto, e questo è che lo fanno per dispetto, secondo me, perché non è possibile. Sanno che i gabbiani dopo rompono i sacchi, no? Ma perché lasciano là? Va bene, grazie, buona giornata. Insomma, la signora che abita in Piazza Libertà sottolinea in particolare questo aspetto. No? Sì, e in effetti ieri c'erano tantissime, ieri perché sono passato, ma avevo già, no, ieri mi ha colpito particolarmente. Guarda signora, io sicuramente passerò, magari rischiando di beccarmi qualche sberla, ma passerò a sera a vedere questi sacchi. Io non credo facciano per rispetto, io credo facciano più che per me ne frega. Cioè, mettono là, magari io sicuramente passerò e chiederò che almeno questa accortezza, no, sicuramente lo farò, insomma, no, in modo assolutamente gentile, insomma, poi vengo assalito non lo so, però dirò, ripeto, non credo che ci sia la volontà e la cattiveria, no, fai che se ne frega, cioè che se ne frega. Così, no, buttano là, però in automatico. In automatico, e questo ovviamente è un peccato. Già tanto che mettono il sacco nero, quindi vuol dire che c'è quel minimo di attenzione, questo sì, insomma, no, però fanno ancora un mezzo passo in più. Non basta, non basta, insomma, passerò e chiederò gentilmente ai responsabili, insomma, ai presenti, sicuramente lo farò. Gettare via l'immondizia, insomma, sicuro lo farò, come minimo presidio, insomma, di pulizia e di igiene. Veniamo un po' alle buone notizie, no? Perché ci sono stati nei giorni scorsi anche delle notizie positive sul famoso cavallo di battaglia, ormai era più che cavallo di battaglia, insomma, ormai era un chiodo fisso, di Via del Lagro. Beh, no? È davvero per me una grandissima
soddisfazione, no? Tra l'altro la mia battaglia su Via dell'Agro è iniziata parecchi anni fa, quando eravamo ancora seduti là, sì, Laura, dall'altra parte, studio, sì. no? Quindi parecchi anni fa. Ero stato interpellato da parte di una signora della zona che purtroppo non c'è più, ma c'è la figlia, e da lì abbiamo iniziato una battaglia davvero dura, grossa. Avevo raccolto un sacco di film, ho insistito, è stato qui un lavoro assolutamente di squadra, dobbiamo ringraziare sicuramente l'assessore Lodi, dobbiamo ringraziare la dottoressa Lucia Tommasi, e ringraziare anche la sesta commissione che hanno fatto, cioè tutto questo lavoro ha portato sì che questo risultato sia stato ottenuto. Era da 50, 60, 70 anni, non so quanti anni quella casa era lì, e quindi insomma ho insistito, credo che la dottoressa Tommasi abbia, ogni volta che vedevo un mio messaggio era lì, no, ancora sto medao, no, perché ho rotto davvero le scatole, e quindi per me è una davvero grossa soddisfazione essere riuscito a mettere un po' di decoro in quella zona. Lì vicino c'è un supermercato, era un proliferare di rati, solo io ho chiesto tantissima deratizzazione, quindi ecco, per me è stata sicuramente, dopo la via Mazzini tanti anni fa, sicuramente una delle battaglie più difficili, ma che mi ha dato tantissima soddisfazione. Più soddisfazione, sì. Insomma, era anche là una questione sicuramente molto legata all'igiene, Sì. Qualcuno si è lamentato perché era una casa dell'Ottocento, perché io capisco tutto, però quello è privato, quindi noi non è che possiamo dire no. Quindi Chiaro. capisco anche le posizioni di chi si lamenta, però io penso che la salute dei nostri concittadini debba essere in primo luogo tutelata. Certo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Anzi, buongiorno Laura, buongiorno suo ospite. Volevo solo un'informazione, se è possibile. Prego. Mi ho sentito dire così, adesso non so se è vero, che bisogna fare entro agosto di quest'anno la carta d'identità elettronica, è vero? Sì, carta d'identità elettronica, sì. È vero. Ah sì? Ok. Sì. Va bene, grazie e buona giornata a tutti voi due. Grazie a lei, buona giornata. Ma lì è semplice, basta andare là, prendere un appuntamento. Sì, è un po' lungo, perché gli uffici sono davvero oberati. Sono oberati e quindi fatelo con un certo anticipo. Sì, è un po' lunghetta, però devo dire la verità, ieri ho ascoltato un consigliere di maggioranza, tra l'altro un amico, Stefano Bernovic, che appunto aveva fatto un appunto non mi ricordo a chi sia, dove se sei riuscita ad assumere qualche persona in più nell'anagrafe, in modo che si riesca un po' ad agevolare qualche discorso della carta d'identità, insomma, no? Quindi perché ci sarà appunto la concomitanza di chi deve normalmente, insomma, ovviamente rinnovare la carta per vari motivi, con questa novità, insomma. Quindi in realtà bisogna, insomma, se si riesce, prenotare per tempo, insomma. Allora, Anna ci scrive, carissimo, aveva promesso quest'estate, quando è venuto anche con Francesco Russo, di tornare ai Puffi. Siamo in uno stato di grande degrado, lo ripete 2 volte, chi passa sempre di sera è il grande Corrado, grazie, dice Anna. Casa dei Puffi, quindi. Sì, Corrado è uno che è molto... Sì, lo salutiamo, sicuramente ci starà guardando. Corrado è uno che se ne occupa tanto, che se ne fa tanto ed è molto vicino a quella zona. Sicuramente parlerò con lui, magari andremo a fare un giretto assieme. Io e Corrado abbiamo delle cosette in comune, no? Cioè in comune, nel senso che abbiamo dei progetti in comune, insomma, quindi siamo sempre più vicini, quindi sicuramente parlerò e andremo a fare un giretto io e lui là per capire un po' quello che è. Io passo spesso lì davanti, la sera devo dire la verità quasi mai, insomma, no? Ho visto una macchina bruciata, questo è vero, da sotto, sì, è vero, ho visto sì, però fenomeni. Effettivamente insomma è un problema e bisogna attenzionare. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, Rosalba al telefono. Rosalba. Un'informazione cortesemente, per la carta d'identità date più chiarimenti per favore, perché a me scaderebbe nel 2027, però sono oltre 70 anni, cosa bisogna fare?
Ho capito, Grazie. allora magari ci informiamo meglio, andiamo a vedere, magari ci continui a seguire, così cercheremo di fare magari un servizio. Magari con un tutti i servizio, dettagli, infatti, no? normalmente Perché sono già due richieste. per dare l'informazione precisa e così stimolare anche le persone a fare presto, insomma, darsi io sicuramente a chiamare il comune. So che bisogna chiamare i centri civici, no? Per prendere l'appuntamento, questa è la prima cosa da fare. Poi... Io mi informerò sicuramente con i vari responsabili, perché effettivamente sull'iter esatto no, perché io ce l'ho, quindi in realtà non ho attenzionato, no? Comunque signore, guardi, può prendere appuntamento sia online che al telefono nei centri civici, questo è il primo passaggio, poi magari le spiegheranno anche loro cosa fare, però... Magari signora, se vuole, sui miei vari social mi trova Marcello Medao, mi contatti lì in qualche maniera, io le do spiegazioni chiare, però non prima di martedì, perché lunedì mi informo in modo... E poi lunedì c'è questo importante appuntamento del Consiglio Comunale. Sì, quindi non prima di martedì, e magari se vuole, oppure mi contatti via mail, a mail del comune, sono sempre quelli, insomma, no. Benissimo. Insomma, quindi sono a disposizione. Allora, ci sono due segnalazioni. Alessandro ci scrive: è quasi un anno che Strada del Friuli è bloccata, una corsia con semaforo subito dopo il faro. Ci sono notizie su una strada così importante? Chiede Alessandro. Sì, è vero, è bloccata da parecchio. Di Strada del Friuli, è vero. Bloccata da parecchio. Allora, io so che in realtà a breve si inizieranno i lavori. Tenete presente che il bilancio noi lo votiamo a dicembre, per fortuna. Tanti comuni non riescono a fare questo, noi effettivamente, come dico spesso, siamo un comune virtuoso e riusciamo a votare a dicembre. È ovvio che da gennaio in poi si liberano i denari per fare i vari lavori. Per quel che riguarda Strada del Friuli, io so che era già messo come opera da fare, insomma, quindi non penso che starà ancora un anno, ecco. So che un anno potrebbe sembrare tanto, ma effettivamente avevo letto che si dovevano fare, quindi io penso si farà a breve. Ovviamente la data specifica non so dire, però non la sappiamo. Non lo so, però. Allora, invece ci scrive Fausto: mi chiedo come mai quarto, quinto Topolino sono ancora transennati e non sono finiti i lavori. Sì, adesso siamo ancora in inverno, no? Però c'è qualcuno, insomma, giustamente che già pensa alla prossima stagione. I barcolani assolutamente. Giustamente. In realtà la motivazione non lo so, però io devo dire una cosa, su questo devo essere chiaro. Si può dire tutto tranne che l'assessore non stia attento a queste cose e a Barcola, insomma, quindi lui è molto affezionato a Barcola, quindi se è ancora transennato sicuramente un motivo c'è, ma è questo, battute a parte, io ho occasione di parlare spesso con l'assessore competente che è Michele Babuder e a lui ci tiene proprio tanto, quindi sicuramente per l'estate penso sarà probabilmente sono ancora in corso questi lavori. Il danno che abbiamo subito era davvero grande, non è come quello della Sicilia per fortuna, però effettivamente è davvero grande, insomma, no? Quindi si fa un po' fatica a sistemare tutto, insomma. Io penso che però l'estate precedente sia stata soddisfacente per quel che riguarda, no? Quella zona lì. L'inaugurazione, insomma, di tutto quello che nonostante era il danno che abbiamo subito, che era molto esteso. Allora, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, ho mandato prima un'email dalle case dei Puffi che il signor Medao era venuto quest'estate, ci siamo incontrati con Francesco, tutti quanti, ma io ho chiamato perché lui ha detto che ha visto la macchina imbrassata, ma non ha visto tutto, dovete venire anche voi a riprendere tutto quello che ce l'ha sotto, che abbiamo sotto, tutta la schifezza che noi abbiamo, che noi paghiamo e non poco. Sono arrivati gli affitti, poi paghiamo 28,98 €, qualcosa così, per acqua parti comuni. Ma che acqua abbiamo che noi i giardini non li bagnano? Ci sono 2 fontanelle, che quell'acqua viene adoperata pochissimo, i bambini forse prenderanno d'estate una bottiglietta d'acqua. Chi viene a prendere l'acqua sono quelli delle campagne che vengono per bagnare le campagne e noi dobbiamo pagare per loro? No. Le pulizie poi non ne parliamo. Quindi siamo in uno stato veramente di degrado. Qua siamo in una veramente, guardi, Napoli è meglio. Certe cose di Napoli, io sono stata a Parma a dicembre, da casa di mio cugino, pulita, bella, non si trova, ma anche nelle zone
ma anche a Napoli, ho cugini, anche in certe zone di Napoli. Noi qua siamo veramente in una schifezza. Io pulisco il mio ascensore, quello interno dove si va lì, pulisco io l'ascensore perché mi vergogno se viene a trovarmi qualcuno. L'altro giorno uno che ha fatto di pulizia ha buttato l'acqua così, cioè sembrava un allagamento, ho dovuto andare io giù col mocio a raccogliere l'acqua, ma si fanno. E poi ha messo la scritta col nome della ditta, attenzione pavimento scivoloso, ma stiamo scherzando? Capito. Ma sembrava un allagamento. Ma Chiaro, dai, e signora. noi però si paga tutto questo, non è che paghiamo, almeno quelle persone normali non pagano poco. Ecco. È chiarissimo, signora, grazie di aver chiarito ancora meglio la situazione. Grazie, insomma, signora. Grazie della sua segnalazione, buona giornata. Grazie, allora, buona giornata. Chiede aiuto, insomma, sì, signora, io farò, per tante piccole e grandi cose che non vanno. No? Ha fatto benissimo a chiamare perché dalla mail effettivamente non era troppo riduttiva, no? Guarda signora, io in realtà quella zona la conosco benino, farò così, io finisco qua alle 9, vero Laura? Sì, esatto, alle 9 finisco qui, siccome devo andare lì in zona, vengo un saltino là dove c'è la macchina bruciata, io parto lì e andrò a fare un giretto per capire meglio, insomma, no? Quello che è, sicuramente lo farò e dopo interpellerò sicuramente il nostro presidente, che è sempre il presidente dell'ATER, che è sempre attento a queste vicende. Vediamo un attimino quello che, non posso promettere nulla, ma sicuramente un occhio per capire un attimino, perché lì non è comune, e tanta gente sa, tante volte c'è quel modo di pensare che sarebbe anche corretto, perché no? ATER comune, quello che è dalla regione, invece noi abbiamo un sistema per il quale il ponte di Campanella non si sapeva di chi era fino a chi è regione, comune, ferrovie. Altra segnalazione che ci viene fatta spesso, quindi in realtà c'è questo problema, no? C'è questa burocrazia, come dice sempre il sindaco, che è terribile, e quindi qui magari è comune, un metro più in là è provincia, e l'altro provincia ancora arriverà, l'altro metro è magari EDR, è regione, insomma, e qui è davvero un problema serio. Basti pensare a Catinara, che a Catenara abbiamo lì nell'incrocio di Catenara 3 circoscrizioni diverse. No? Vero, e quindi in quell'incrocio e quindi c'è davvero un problema grosso, e quindi ripeto, ATER non è comune, ma insomma, guardi, quindi io finisco, non so se lei ha la possibilità di venire lì, no? Io 9 finisco, 9:15 sarò lì, insomma, darò un'occhiatina. Faccio il giro anche solo per capire, insomma. Va bene, allora una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, una cortesia. C'è un problema essenziale in Italia di denatalità. Sono diventato, grazie a Dio, nonno da poco. Complimenti, congratulazioni. Grazie mille. Il concetto è questo, cioè un asilo pubblico a Trieste, a parte la mia forte capriole per riuscire a entrare dentro, eccetera, eccetera, costa 500 euro al mese. Cioè, ben venga tutte le opere pubbliche, mi pare che sia uno sport nazionale, e non è una critica, ma in generale dico, una parte della fiscalità potrebbe essere spesa per sopperire a questi problemi. Cioè, una coppia con lui che lavora, mutuo da pagare, 500 euro al mese d'asilo. Ragazzi, volete che la gente faccia figli? Allora, bene strade, bene ospedali che non si aprono, bene le seggiovie che non si fanno, bene quello che volete voi, ma se vogliamo che l'Italia vada avanti, qua bisogna sistemare questa faccenda qua. Cioè, incrementare le nascite vuol dire dare la possibilità alle persone di non pensare solamente a come pagare e tappare i buchi, ma vivere una vita decente, se no la gente i figli non li fa. Ecco, politici, pensateci. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Questo è l'invito, insomma, del neononno. Io so che in realtà la rete dell'asilo va in base all'ISEE. No, questo lo so. Effettivamente i miei figli oramai, come sa Laura, sono grandissimi, quindi è da un po' di tempo che non che non sto attento, nel senso che dovrei andare a controllare. Questo è vero. Sì, diciamo che fare figli non è una cosa facile, come ho detto ne ho più di uno, ho passato anch'io tante difficoltà, un po' come tutti, so dove tenere, dove li mettiamo, d'estate è un problema effettivamente, sì, forse bisogna attenzionare di più. Ripeto, io comunque mi farò, questi giorni, tra l'altro lunedì abbiamo l'occasione di avere anche il dirigente in aula,
responsabili appunto degli asili, delle scuole, quindi chiederò le varie fasce dei ISEE per capire quantomeno, insomma. Benissimo, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta ancora insieme in compagnia di Marcello Medau, consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Allora c'è anche una telefonata in arrivo, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Franco Lega da Udine Nord, buongiorno. Contento che abbia chiamato. Hector, che è un anno che batto, no? Sì? Faccia così da clown, diciamo, no? Sorridente lui, e avete perso un anno e potevate... Io sono sorridente sì, perché sono felice a differenza sua. Potevate evitare tanti di quei assassini, tanti di quei accoltellamenti, niente da fare. Doveva fare un gazebo a fine ferie e non l'ha fatto neanche adesso. E il governo è intervenuto per forza di cose e adesso vi trastullate che avete fatto. Cosa avete fatto? Niente. Gli asili, no? Basterebbe prendere una ragazza che sappia il suo mestiere e voi consiglieri comunali 4 ore al giorno in turno andate a fare le pulizie ai bambini. 1.000 euro al mese che prendete, basta tastare su YouTube. 1.000 euro al mese un consigliere con 200.000 abitanti. 1.000 euro al mese, neanche un operaio non prende 1.000 euro al mese che fa 8 ore al giorno. Voi quante ore al giorno fate? Se fossi vicino lì, guardi, signor Franco, verrei dietro col motorino a vedere dove va, signor Medau. Va bene, grazie Franco, buona giornata. Allora, vuole replicare? No, in genere Franco non replico perché è talmente, la sua affermazione è talmente sciocco che non capisco perché continua a telefonare. Se chiami Udine, mi scusi, lasci lo spazio alle persone di Trieste. Davvero lei è un maleducato. Non dice cose con cose, tra l'altro noto che sta peggiorando, no? Adesso non so quanti anni abbia, signor Franco, però lei è un maleducato, arrogante e non capisce quello che dice, perché se viene a dire quante ore fa, lei non ha idea di che vita faccio io, quante ore faccio io di lavoro, signor Franco, quelle si vergogna delle sue affermazioni. Io non risponderò più, signor Franco, Laura, anche la prossima volta che verrò, farò finta che non, perché è davvero un maleducato. Il tema invece del metal detector è un qualcosa che vorrebbe riprendere. Esattamente, no? Allora era successo effettivamente con settembre che si doveva fare questa cosa, sono successe delle cose particolari che non sono riuscito a fare e riprenderò adesso in gennaio. È ovvio che il metal detector non è la salvezza delle salvezze, potrebbe aiutare sicuramente la polizia municipale, ma non è che sia, ecco, ho trovato il sistema per trovare tutti i coltelli in giro per il mondo, insomma non è questo, quindi secondo me potrebbe essere un qualcosa di utile, un qualcosa in più, uno strumento in più, ma non è la soluzione delle soluzioni. E ovviamente dopo tutte queste cose sono accadute riprenderò il discorso perché ripeto in ottobre sono stati degli impedimenti, non ho potuto fare questa cosa, ripeto, poi una volta che faccio questo qua, si prepara la mozione, si va, però non è neanche così semplice, non è che la polizia può andare là, fermare il primo con questo metal detector, non è così, quindi il signor Franco è davvero così fuori luogo. Allora, intanto naturalmente siamo andati sul sito del Comune di Trieste per quanto riguarda la carta di identità elettronica che, ricordo, sarà obbligatoria dal 3 agosto, a partire dal 3 agosto, quindi non sarà più valida quella cartacea, ad esempio per espatriare, anche per semplicemente andare in Slovenia, che è una cosa pratica, insomma, che tutti fanno, insomma, qui a Trieste. Allora, bisogna prendere appuntamento, trovate tutte le informazioni sul sito
sito del comune. Chi non avesse familiarità, lo sappiamo, insomma, con l'accesso ai siti internet, può comunque telefonare ai centri civici, a quello ad esempio via Teatro Romano, il centro civico dell'Altipiano Est, per le prenotazioni a quello di via dei Macelli, no, di Valmaura. Ci sono tutti i numeri, li trovate appunto sul sito del comune, e potete telefonare negli orari che vengono indicati per ogni centro civico e prendere un appuntamento, oppure potete farlo tranquillamente, se avete un attimo più di familiarità, attraverso internet, quindi è facile, insomma, però fatelo per tempo, perché ci vogliono parecchi mesi, insomma, anche per avere l'appuntamento, poi perché arrivi da Roma la carta elettronica, basta andare muniti di delle fototessera normali, 22 euro credo che costi la carta d'identità elettronica, se non ricordo male, eccola qui, sì, e quindi queste sono le cose, la vecchia carta d'identità, magari cartacea o quello che c'è da rinnovare. Sarebbe opportuno andare per tempo, no? Perché oltre alla normale mole di lavoro che hanno, con questo surplus, perché tutti andranno, insomma, quindi non andare là il 2 agosto perché si deve viaggiare il 7 agosto. Ecco. Infatti, perché poi agosto appunto è il mese delle ferie, magari tanti poi si dimenticano. Il 15, esatto, quindi è meglio farlo per tempo, insomma, pensiamoci adesso. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Nicola. Allora, ho guardato l'altro giorno gli sgomberi che sono stati fatti là del porto, no? Sì. Le interviste che sono state fatte. Da quello che avevo capito, nessuno di voi, perché era questi due che hai intervistato, uno è andato in Polonia, in Francia, Belgio, e nessuno di voi, tutti di Mandandrio. E naturalmente noi siamo i soliti stupidi che li prendiamo. E si presenta senza documenti. Perché? Perché? Cos'è che da nascondere? Danno nomi falsi. Perché? Perché dobbiamo essere noi a ridargli la verginità, come si suol dire? E poi non è comunque loro che devi decidere dove stare. E l'ultimissima cosa, l'ho visto ieri su un quotidiano, che in Danimarca saranno espulsi gli stranieri condannati a 1 anno in più per reati gravi. Qua da noi si facciamo una cosa del genere sei lunghi. Mi dico solamente una cosa, vi dico, nel 2018-19, che mi è arrivato su Smart, queste cose qua, che in Danimarca intende confinare richiedenti asilo respinti a chi ha commesso crimini e li manda su un'isola remota, Lindholm si chiama, a 1,5 miglia dalla costa. Saranno inviati coloro che non possono rimanere in Danimarca, ma che non possono essere espulsi per motivi legali e si trovano comunque in una sorta di limbo giuridico. Eccolo. E in Danimarca fa tutta questa roba qua, noi se li mandiamo in Slovenia tocca ancora pagarli. Cioè, non si può cambiare qualcosa a metà a livello, siamo noi al governo, no? Cioè, fare una cosa del genere così senza maltrattarli, ovviamente, no? Perché esseri umani, però insomma, non è che lo dici di me, io sto a Trieste, in Italia, chi te sono? Che nome te gada, dove ti vieni, cosa ti ha fatto? Mi chiamo Abdul, insomma, mi sembra che mi Abdul e che tutto va. Grazie, ciao. Grazie a lei, buona giornata Nicola. Allora, questa è la segnalazione di Nicola. Sì, effettivamente il problema è importante, è grosso, ecco ovviamente noi cerchiamo di fare quello che si può fare, rispettando quel che è la Costituzione a tutti i livelli. Voglio sottolineare un fatto un po' polemico, politico, ma io faccio politica, che lei tenga presente che noi abbiamo, e l'ho ripetuto già 6-7 volte, una consigliera in regione, la consigliera Massolino adesso Trieste, che ha preparato un emendamento di 450.000 euro per incrementare quel che sono i luoghi dei richiedenti asilo. Abbiamo queste persone, insomma, no? Quindi si fa davvero fatica. È ovvio che noi facciamo a tutti i livelli quello che si può fare rispettando quel che è la Costituzione, insomma, questo è un dato di fatto, perché le persone vanno trattate male. Io l'anno scorso, mi sembra 1 anno e mezzo fa, a Ring avevo proposto, si parlava, ho detto guarda, si potrebbe sistemare così, in un modo, no, qualche caserma, mettere dentro là, ma non da trattare male, in modo che ci sia la possibilità che imparino la lingua, che imparino magari, insomma, si dà no, ovviamente, perché non, cioè, girare così per città, o come ieri sera la piazza Libertà, insomma, mi sembra davvero troppo. Teniamo presente che sono stati espulsi già parecchi, anche da Trieste, mandati via, insomma, quindi c'è sicuramente la forza, la sinergia tra governo, regione e comune, che si riesce a mandare via parecchi, però effettivamente arrivano in tanti e quindi è un problema grosso di gestione, insomma, no? Però le dico che noi cerchiamo di fare quello che si può fare rispettando quella che è la legge.
Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi Sergio. Sergio. Volevo fare una segnalazione riguardo la via Milano che è stata recentemente, hanno fatto dei lavori e è stata asfaltata in maniera proprio a gobbe. Sì. E volevo dire, nessuno vede queste asfaltature, proprio nessuno va a vedere, ma proprio fatta male, come se io passo col motorino è un disastro, è tutta a gobbe, ecco, nessuno guarda sta robe. Poi dopo volevo dire, Medao, come va con i saliscendi, perché io ho interpretato tutta la politica triestina per quanto riguarda i saliscendi di San Giusto. Ma già da un anno e mezzo fa nessuno fa niente, nessuno sa niente ed è una vergogna che un handicappato non possa scendere ai bagni della via della Cattedrale, perché è l'unico gabinetto di tutto San Giusto. Questa è una vergogna. Dal 93 che c'era gli saliscendi a oggi non è stato fatto assolutamente niente. Il saliscendi quella volta si è rotto e da quella volta il comune non ha fatto niente. Ecco. Qualcosa si sta facendo in realtà, Sergio. Grazie. Grazie Sergio, buona giornata. In realtà sta andando avanti, magari lentamente, no? Però se ve ne state occupando, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa. Sta andando avanti lentamente, però sta andando avanti. E quindi sono sicuro che troveremo delle soddisfazioni molto presto. Lentamente. Invece per via Milano Sergio ha perfettamente ragione. Io passo spessissimo in moto ed effettivamente ha ragione. Per via Milano io mi ero già informato cosa era accaduto. Si è cominciato a fare il lavoro d'estate, la Cegas poi fa mi serve ancora un tempo per sistemare. L'azienda che fa asfaltatura ha aspettato 2 o 3 settimane, la Cegas non aveva finito i lavori, allora insomma c'è stata una diatriba, hanno fatto davvero un lavoro brutto e da quello che io so, proprio anch'io avevo chiesto, insomma, ma non solo io, tanti altri consiglieri e tanti altri cittadini, verrà rifatto tutto il manto stradale fino a tutta la via Milano. Sono notizie che avevo chiesto ancora qualche tempo addietro, perché la via Milano è stata fatta davvero in modo, insomma, davvero un saliscendi. Lascia un po' a desiderare, molto. Invece per i saliscendi di San Giusto, mi ricordo giustamente, ringraziamo Carlo Grilli, consigliere regionale di Idea Giuliana, che salutiamo, che appunto mi ricordavo che c'era stato un passaggio nuovo, è stato approvato un emendamento proprio di Idea Giuliana e a breve dovrebbero cominciare proprio i lavori, no? Quindi grazie a questo emendamento insomma si è un po' sbloccata. Non è un'operazione facile, perché il luogo insomma non si presta benissimo, però dovrebbero partire davvero a breve i lavori. Ringraziamo anche Carlo Grilli. Allora, una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottoressa Laura. Buongiorno. Buongiorno a lei, a tutta la redazione anche. Allora, ecco la mia segnalazione. Dica. La notte di Natale si lavora con lei fuori sei forti, lampione, lampadina, la gabuta in malora. Un mese è passato, ma in via Molino a Vento 81 e il guasto non è stato ancora riparato. Questa è la mia segnalazione. In rima anche, signora. Meravigliosa. L'avevo buttata così, in questi momenti così tristi. Ecco. Mulino a Vento 81? Sì. Da un mese, dalla notte di Natale. Dalla notte di Natale, me la ricordo, infatti ci ha fatto piacere che insomma ci abbia fatto anche una poesia per ricordarci che c'è stata anche... La luce bruciata, sta dicendo, della strada? No, solo la luce, anche il lampione. Il lampione proprio? Lampione compresa la luce. Chiaro. Faremo fare, guarda, finisco qua e mando la mail, vedrà che a breve sarà felice. Ci farà un'altra poesia però. Che non potevano farlo subito, logicamente, perché tra vento, tra bora, ma adesso qui siamo è passato un mese, no? In quella via. Chiarissimo signora, grazie della telefonata e poi ci farà un'altra poesia. Di nuovo, arrivederci. Grazie. Però quando facciamo, che adesso guarda sicuramente a breve si farà,
magari mi telefona con la poesia che è stata fatta però. Assolutamente, era molto ben fatta, insomma. Sì, dai, sembrava assolutamente. Però carino. Allora, sul semaforo ancora di Strada del Friuli ci precisa Caterina, vorrei far presente che è da anni e non da mesi che gli abitanti di Strada del Friuli e coloro che devono comunque percorrere tale via sono costretti a fermare il proprio veicolo in corrispondenza di vari semafori che ci sono stati, ognuno per molti mesi in vari punti della strada a causa delle frane del muraglione di sostegno. Le frane accadono perché purtroppo, dice il Comune, ha sistematicamente deciso di operare solo in stato d'emergenza, quindi evitando sempre di considerare il muraglione della strada prima che esso crollasse. Eppure i soldi per il consolidamento ci sono, quelli del PNRR. Se vogliamo che la mobilità sia sostenibile, allora bisogna anche provvedere a rendere il traffico fluido, dice la signora Caterina, che evidentemente insomma conosce bene la strada del Friuli. Anch'io la percorro spesso ed effettivamente è così. Io so che per Strada del Friuli si sono spesi tantissimi soldi, ma tanti. Cos'è l'anno scorso? C'era un incontro, così abbiamo parlato, si sono spesi tanti soldi. Abbiamo fatto anche tra l'altro poco tempo fa la parte in alto della Strada del Friuli, messo su tutti i micropali e sistemato là, si ricorda dove, insomma, in alto, quindi in realtà ci si lavora. È ovvio che è una strada con una morfologia molto particolare, quindi può scendere, insomma, però ovviamente insomma, non posso contestare quel che dice la signora Caterina, però effettivamente io voglio dire che c'è un'attenzione particolare per quella strada, questo sì. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sei in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei la redazione, gentile ospite e a tutti i spettatori di Tele4. Buongiorno. Ecco, io volevo richiamarmi alla telefonata del intervenuto di Franco Udine Nord, se non sbaglio. Sì. E volevo proporre questa riflessione. Allora, sono d'accordo perfettamente con Medao sul fatto che chi fa politica seriamente deve essere retribuito. Non ci sono né se e né ma. Perché deve essere retribuito? Perché la qualità deve essere pagata. Però mi perdoni, io voglio richiamare questa attenzione. Allora, abbiamo avuto il garante della privacy che si becca qualcosa come 500.000 euro all'anno, che adesso è sempre in quota Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, che ora è inquisito dalla Corte dei Conti per spese non dovute, cioè 500.000 non basta e si prende addirittura i costi delle fettine della macelleria, giusto che ci capiamo. Poi abbiamo i consiglieri, lasciamo perdere i parlamentari, sono a Bucarella, mi taglia, andiamo direttamente ai consiglieri regionali, siamo sui 88.000, se non sbaglio 88.102.000 euro all'anno e spesso, spesso volentieri mi ritrovo che per 100.000 euro all'anno vengono in TV e parlano cose inesatte, o dimostrano o sono in malafede o parlano, danno delle notizie veramente bugiarde proprio, no? Poi andiamo a Trieste, abbiamo sempre un consigliere quota, se non sbaglio Fratelli d'Italia, vado a memoria, ma non ha importanza, che si prende, voi consiglieri vi prendete 1.700 euro al mese, ripeto, sono giusti per la qualità, se date qualità sono giusti, però mi ritrovo che un consigliere comunale, quota centrodestra, si prende 1.700 euro al mese e durante le ore di servizio, perché comunque non è un tipo di lavoro che il signor Medao, lo prendo come esempio, gli ha ordinato il medico, che il medico ha detto sa per la questione psicologica venga a letto, è una scelta che si fa, è una scelta che porta a determinate conseguenze. Ritornando a questo consigliere comunale del centrodestra, durante le ore di lavoro, ovvero durante l'assemblea comunale, questo qua se ne va a vedere la partita del figlio di pallacanestro durante le ore di lavoro. Io adesso voglio chiedervi quanti dipendenti di Tele4 durante le ore di lavoro se ne possono andare a vedere la partita del figlio, e per di più si arrabbia e ci sputa sopra su 1.700 euro al mese. Ora io credo, staremo restando che chi fa politica deve essere pagato, che sia ben chiaro, però credo che davanti a queste, ce ne sono tante, ripeto veramente tante, io per una questione di tempo non ne parlo tutte, se uno telefona e si indigna non riesco a capire perché uno si deve arrabbiare. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Insomma, cosa vuole dire a questo signore che ha telefonato?
Cosa vuole che le dica? Allora, effettivamente, io credo effettivamente che la politica debba essere pagata, perché effettivamente le ore di consiglio comunale è solamente la punta dell'iceberg di quello che è, no? Dietro c'è un lavoro immenso, almeno per quello che mi riguarda, ma per tantissimi consiglieri. Anche per i consiglieri in questione, no? Dietro c'è un lavoro immenso. Non più tardi, ad esempio di ieri, c'è stato un resoconto di quel che ha fatto il Conan, il cane, no? Quello che è arrivato a Trieste, no? Che individua la droga, insomma, no? E questo grazie anche a questo consigliere, insomma, no? Quindi io penso, insomma, che bisognerebbe guardare a 360 gradi quello che fa uno. Quindi ecco, finito qua, io andrò a Borgo San Sergio, perché c'è un lavoro dietro che è immenso, davvero immenso, e quindi io penso che uno debba essere giudicato per la totalità di quel che fa, insomma, no? Allora, problema di via di Peco, ci scrive il signor Paolo. Buongiorno, ricordo a Medao di passare anche a Borgo in via di Peco, perché il problema degli schiamazzi all'ex Casa del Popolo continua. Anche la scorsa notte hanno lanciato fuochi d'artificio a mezzanotte. Non credo queste cose siano legali. Marcello è informato su questa questione? Sì. Grazie, buona giornata. Sì, sono informato. In realtà io pensavo che facessero dei concerti, delle schiamate solamente d'estate, e infatti eravamo già pronti per andare a cercare di dare delle regole durante l'estate, non sapevo anche d'inverno, insomma, no? Comunque finisco qui, vado a Borgo Sergio della Macchina Bruciata per capire, e poi insomma via di Peco non so se riuscirò a passare, comunque il Signore mi può contattare. Voglio dire una cosa, Laura, sì. Allora giusto che così, che un'altra cosa che mi dà molto, insomma, spero mi dia soddisfazione. Io ho parlato ieri con il dirigente dei lavori pubblici, io preparerò una mozione per cercare che ci sia uno studio di fattibilità per creare delle corsie preferenziali lungo le direttrici principali di Trieste, non so, via Carducci, non so, via Giulia, insomma, in modo da capire, perché io penso che il trasporto pubblico debba essere agevolato. È un trasporto pubblico che funziona, ma non penso sia corretto che i conducenti di linea debbano fare gincana in mezzo alle macchine, girare di qua. Quindi io penso sia giusto che ci siano delle corsie preferenziali per agevolare il lavoratore del trasporto pubblico, ma soprattutto quel che è la cittadinanza. No, questo darebbe fluidità, la sostenibilità, insomma, e tanta velocità commerciale, che non vuole la velocità, insomma, però agevolare ancora di più le persone a utilizzare il trasporto pubblico. Quindi ho già parlato con Bernetti, mi ha detto guarda, facciamo assieme, vediamo come fare. Facciamo assieme, no, io propongo, lui poi alla fine mi darà dei pareri su come strutturare, quindi io penso di cominciare questo iter, penso che sia assolutamente giusto. Una città che mira a una città turistica al futuro non può esimersi dal trasporto pubblico che sia fluido. Allora, buondì, approfitto quindi, dice Sonia, della presenza del signor Medao per segnalare che da metà dicembre lo schermo degli orari dei bus sito in via Colautti 6 è guasto, se cortesemente può provvedere, grazie e saluti. E poi c'è anche la segnalazione ancora di Raffaella, di nuovo sul ponte di via di Campanelle, che è chiuso, un disagio per tutti, scuole, bus, abitanti, soprattutto anziani, è ora di fare qualcosa. Insomma, si torna alla carica anche su questo problema che è molto sentito. È un grosso problema quel ponte. Abbiamo avuto qualche problema per capire di chi sia e di chi non sia, perché sembra semplice ma non è. Insomma, abbiamo scoperto che quel ponte sta a capo alla regione, e quindi insomma si cercherà di fare il prima possibile, perché effettivamente è un grosso disagio, davvero un grosso disagio. Io sono passato più volte e quindi va risolto. Guarda, io questo posso garantire, è il mio massimo impegno affinché si faccia con più velocità possibile, perché sono molto vicino alle persone che abitano nelle Campanelle, ne conosco parecchie, e quindi spingerò il più possibile, ma un po' tutti insomma lo facciamo, perché effettivamente è qualcosa che va sistemato. Grazie a Marcello Medao per essere stato con noi, lo lascio ai suoi impegni che si è preso anche durante questa puntata di Sveglia Trieste, e torni presto a trovarci. Quindi. Farò volentieri, grazie a voi, un salutone a tutti i telespettatori, una buona domenica a tutti. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il consigliere regionale del Patto per l'autonomia civica Friuli Venezia Giulia, Enrico Bullia.
Bentornati in diretta, rieccoci e siamo in compagnia, ci ha raggiunto in studio Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, a tutti i telespettatori. Grazie di essere qui. Allora, i temi regionali sono davvero oggi in primo piano, no? Anche sul giornale, ma ne abbiamo parlato ampiamente anche noi ieri con il piano oncologico al centro e tutta la polemica politica attorno sia nel centrodestra che poi anche nell'opposizione, ma magari andiamo con ordine, no? Piano oncologico, che cosa ne pensa? Insomma, fa bene Federica a difenderlo, a parlare di documento condiviso e intoccabile in qualche modo? Sì, distinguerei il piano di merito sul piano della rete oncologica dal dibattito politico che considero molto strumentale, inteso come utilizzato da varie fazioni interne e esterne alla maggioranza per scardinare l'asse Federica Riccardi e quindi lo considero un pretesto quello di intervenire oggi sul piano oncologico, perché lo ricordiamo è nel merito un documento che è stato approvato più di un anno fa, che ha seguito un iter articolato, perché c'è stata una prima elaborazione e in premessa va detto che questa elaborazione è stata fatta su solide basi scientifiche, utilizzando tutta una bibliografia e un'impostazione internazionali che arrivano fino a livello nazionale, che utilizzano le soglie, gli standard di sicurezza stabiliti da un decreto ministeriale dello Stato e quindi votato dal Parlamento italiano e che a ricaduta in estremo ritardo viene portato in attuazione anche nella regione Friuli Venezia Giulia. Quel piano noi lo attendavamo da quasi un trentennio, precedenti interventi a riguardo mossi dall'amministrazione Tondo prima attorno al 2011 e dall'amministrazione Serracchiani attorno al 2017 si sono successivamente insabbiati, cioè non hanno visto l'iter conclusivo. Viceversa, questa volta si è riusciti ad approvare il documento che è approdato in Commissione Salute, è stato ritirato su sollecitazione di una parte della maggioranza per ulteriori approfondimenti, è stato ripresentato un mese e mezzo dopo con i necessari approfondimenti svolti, è stato approvato da tutta la maggioranza e da una parte dell'opposizione, compreso il sottoscritto, e quindi ha completato quel suo primo iter. Poi è vero che il piano va monitorato e va monitorato attraverso però organismi tecnici fondamentalmente, no? Cosa prevede e qual è l'oggetto della discordia da un punto di vista del dibattito pubblico, ancorché io lo consideri strumentale? E il punto di attacco di quasi tutti i critici rispetto al piano è la concentrazione degli interventi di chirurgia oncologica in determinati ospedali e il piano questo lo fa in maniera differenziata perché ad esempio i tumori alla mammella sono molto più frequenti purtroppo di altri tumori e quindi i tumori alla mammella non è che sono concentrati in 1, 2, 3 ospedali, comunque hanno una rete più diffusa sul territorio. Certi tumori sono concentrati in un unico o in pochissimi ospedali hub, ma questo non significa impoverire gli ospedali SPOC. Gli ospedali hub sostanzialmente sono a Udine, Trieste e Pordenone, no? E poi ci sono degli istituti specialistici che sono il CRO di Aviano e il Burlo di Trieste. E al di là di questo ci sono tanti ospedali SPOC che continueranno a fare il pre e post intervento di chirurgia oncologica come sta avvenendo adesso, anzi rafforzando l'impegno del pubblico, perché una cosa che è passata in sordina è che da adesso si stabilisce che l'intero processo delle problematiche oncologiche viene gestito all'interno di un perimetro completamente pubblico, cosa che non era fino
a qualche mese fa. Ed è questo insomma una novità importante. A mio avviso no? è un rafforzativo e, come dire, conferma la mia adesione non tanto a questo o quell'esponente di maggioranza, quell'assessore al Presidente, quanto al contenuto del piano in sé. Quindi impropriamente si è detto che si indeboliscono gli ospedali SPOC o di prossimità, come vogliamo chiamarli. Impropriamente è stato detto che vengono chiusi i reparti, in realtà viene spostato eventualmente l'intervento di chirurgia oncologica. Questo perché? Perché tutela il malato, ovvero c'era la pubblicazione di una tabellina riassuntiva sui principali giornali qualche giorno fa, dove si evidenziava che alcuni interventi, tipo cito il tumore al fegato, in alcuni ospedali veniva operato un tumore al fegato all'anno. È evidente che non sia possibile andare avanti così con un chirurgo che interviene una volta all'anno in un ospedale. Poi bisogna concentrare questi interventi secondo gli standard internazionali e nazionali per tutelare la sicurezza del malato in ospedali ad alto volume, perché gli ospedali ad alto volume, gli hub, hanno anche tutta una serie di reparti che in caso di esigenza possono intervenire. Credo sia molto intuitivo questo e che, se debitamente spiegato, i cittadini possano anche comprenderlo. Invece trovo del tutto fuorvianti che si vada a difendere i 20 interventi di chirurgia oncologica a Tisana piuttosto che a Gorizia, piuttosto che da un'altra parte, in un mal posto concetto di difesa territoriale, se va a scapito della sicurezza possibile dell'intervento. Ecco, questa era la tabellina a cui mi riferivo. Io ho fatto l'esempio del tumore al fegato, ma non è l'unico. Quindi, se vedete, ci sono diversi casi dove le operazioni chirurgiche di un tumore avvengono in un ospedale in 2, 3, 1, 5 casi. È una dispersione di quindi la sicurezza, ma è anche una dispersione di risorse. Cioè vanno concentrate e vanno spese dove servono. Quindi nel merito l'adesione all'impostazione generale di quel piano, poi c'è qualcosa da limare da un punto di vista tecnico, non spetta sicuramente a me indicarlo, però l'impostazione generale va blindata e bene fanno, a mio avviso, il Presidente della Regione e l'assessore regionale a farlo, perché questo, a mio avviso, sarà il principale lascito, qua aggiungo purtroppo, della legislatura, perché Riccardi semplifica questo passaggio dicendo che questo rappresenta il tassello fondamentale della riorganizzazione della rete ospedaliera. A mio avviso è un 1, 2, 5, 10%, diciamo una percentuale minima. Invece la riorganizzazione della rete ospedaliera sarebbe un processo molto più ampio che dovrebbe andare a specializzare gli ospedali SPOC, cosa che invece siamo rimasti in alto mare. Io ho votato a favore nel merito del piano della rete oncologica, ma anche nel metodo, cioè lì si era partiti da un'analisi di tutti gli interventi di chirurgia oncologica, che è quello che avete visto, si era partito da un'analisi dei volumi di attività di ogni ospedale. Su questo voglio dire ai critici del piano che 20 o 30 interventi di chirurgia oncologica su un ospedale SPOC sono irrisori rispetto ai 30-40 mila accessi che quell'ospedale ha, che ne so, nel pronto soccorso, o alle 7-8 mila interventi e prestazioni varie che si fanno sui pazienti. Quindi è veramente, a mio avviso, errato andare a dire all'opinione pubblica che andiamo a indebolire con questa riforma quel tipo di ospedale, che anzi andiamo a dare sicurezza aggiuntiva ai cittadini, andiamo a tutelare specie quelle fasce più vulnerabili di popolazione che magari per livelli reddituali e livelli di relazioni sociali hanno meno dimestichezza e meno capacità di orientarsi autonomamente in percorsi di cura, no? Chiarissimo. Perché chiaramente tutte le fasce alte della popolazione sanno già benissimo di non andare a curarsi un tumore in ospedali secondari, no? Vanno a cercare
insomma la massima specializzazione nei grandi centri, bisogna dire la verità su questo. È chiaro, quindi queste le ragioni all'epoca del voto favorevole, insomma, da parte appunto del consigliere, poi magari interveniamo anche e distinguiamo sulla parte politica. La parte politica, esatto. Lo facciamo subito dopo la telefonata, però, perché già da un po' in attesa. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. D'accordo su tutte queste concentrazioni delle specializzazioni, eccetera, però c'è un argomento che forse è molto marginale negli ospedali, che però io per caso ho dovuto vedere, ed è questo: l'alimentazione della persona che viene ricoverata. La mensa, io ho l'immagine del nostro ospedale qui di Catinara, che è una roba spaventosa, cioè non si capisce. Da un lato c'è tutta questa specializzazione e questa giusta attenzione alle cure, eccetera. Poi quando il malato viene messo nella sua stanzetta, eccetera, c'è un'alimentazione che è da terzo mondo. Capito. E non capisco, anche nel progetto, mi pare, delle ristrutturazione di Catinara non ci sono previste, per esempio, le cucine. Com'è possibile che in un ospedale non ci siano le cucine, che ci si rivolga sempre a roba esterna? A 300 chilometri di distanza arrivano i pasti a Catinara. Cioè, è una roba mai vista. Una volta, vi ricordo, il Maggiore aveva le sue cucine, sono state demolite per alloggiare la zona nuova, eccetera. Però in Veneto io ho avuto occasione di avere degli interventi, ma si mangia da Dio, non dico da ristorante, però in maniera decente. Anche una questione, dice, proprio di Grazie, alimentazione. buongiorno. Grazie Gino, che può aiutare, no? Anche un recupero, insomma, della salute più veloce, una buona alimentazione. Insomma, lui, signor Gino, lamenta una scarsa qualità del cibo che viene dato, insomma, negli ospedali, in particolare a Catinara. Sì, premesso che cerco di parlare di quello che so e non di quello che non so. In questo caso non conosco esattamente la condizione delle forniture di cibo dentro la struttura di Catinara. Posso dire che per ragioni familiari ho avuto dei familiari ricoverati nel ramo isontino di Asugi, quindi a Monfalcone, e non mi hanno segnalato queste problematiche, anzi mi dicevano che erano sostanzialmente soddisfatti del servizio. E dopodiché si potrebbe sottolineare un aspetto nel quale invece mi sono imbattuto anche da sindaco. A volte le diete alimentari che vengono messe in campo per malati nei rami ospedalieri, ma io l'ho vissuta invece per i bambini nelle mense scolastiche, non ottengono i favori diretti delle famiglie, ma magari sono più equilibrate per le funzioni per cui sono pensate. Certo. Cioè in qualche modo inserire frutta e verdura nella dieta dei bambini, soprattutto la verdura magari non è tanto appagante, gradito, quindi i bambini si lamentano, si lamenta di conseguenza la famiglia, ma magari nel medio periodo ci dà un'alimentazione più equilibrata e quindi ci sono dei benefici. Va tenuto in considerazione anche questo, dico. Poi possono esserci dei margini di miglioramento sia a livello di internalizzazione, esternalizzazione, queste dinamiche andrebbero studiate con le carte in mano. Adesso io francamente non padroneggio quella situazione lì, è sicuramente uno spunto interessante che potremmo verificare, però va tenuto presente anche questo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, poi riprendiamo il tema proprio del dibattito politico, dello scontro vero e proprio, insomma, sia all'interno della maggioranza, poi parleremo anche eventualmente, ma ne abbiamo già accennato, della minoranza, insomma, delle opposizioni. Allora, a fra pochissimo, spazio agli spot.
era May. Bentornati in diretta. Allora, ancora in compagnia di Enrico Bullian, si stava così discutendo anche con i colleghi in redazione di questo caso politico, no? Innegabile, insomma, posto appunto che abbiamo chiarito proprio le ragioni nel merito, no? del voto favorevole appunto al piano oncologico. Cosa dice di quello che sta succedendo a livello politico? Intanto partiamo dalla maggioranza di centrodestra. Ma sicuramente è un dato che ci lascia stupiti, nel senso che su un documento approvato un anno fa avere la capacità di far riesplodere in questi termini, con questa dirompenza, una polemica politica è veramente un capolavoro in negativo, e tutto dentro il partito del presidente della regione in questo momento, cioè è una parte della Lega guidata fondamentalmente da Cisint, che ha la delega alla sanità dentro il partito regionale, fa un documento, un j'accuse durissimo nei confronti della gestione della sanità, e che oggi è stato anticipato anche nei contenuti dalle principali testate giornalistiche, come se non governasse Fedriga e Riccardi governassero da 8 anni, e in particolare il tema della sanità, che assorbe sostanzialmente 2/3 del bilancio regionale, e sostanzialmente si demoliscono il piano oncologico, strumentalmente finché si vuole, però si tentano di demolire il piano oncologico, si prendono a spallate tutta la concezione finora costruita del privato alleato della sanità pubblica, e si dice sostanzialmente che il privato è fuori controllo, manca trasparenza e altre cose di questo tipo. Si dice che il personale delle aziende sanitarie regionali, quindi del nostro servizio sanitario regionale, vuole sostanzialmente andarsene, c'è una disaffezione e i primari vanno verso altre realtà fuori regione, sempre del pubblico, e quindi si punta veramente il dito contro una gestione pluriannuale di Fedriga e di Riccardi. Quindi c'è uno scontro fortissimo fra due anime della Lega, quella fedrighiana e quella populista cisintiana. I consiglieri si stanno sbandando oggettivamente, il Presidente del Consiglio in maniera anomala, cioè Bordin, interviene specificamente con post che potete leggere ancora oggi sul suo profilo Facebook, dove interviene sull'ospedale di Latisana e, a mio avviso impropriamente, su proprio il tema delle chirurgie oncologiche. Quindi credo che il caos stia regnando in questa fase. Sono stupito perché eravamo abituati, io non facevo ancora il consigliere regionale ma ero sindaco, a un primo mandato e una prima legislatura legata a Fedriga, dove la maggioranza in ogni caso appariva sostanzialmente compatta. Di tutt'altro avviso la seconda legislatura, quella attualmente in corso, che doveva, come dire, reincoronare Fedriga leader indiscusso, anche perché col 64% e la sua lista personale al 17-18%, insomma, aveva conseguito risultati notevoli, è avvenuto l'esatto contrario. Possiamo annoverare nell'arco degli ultimi mesi la crisi del 2025, dove un altro precedente... innescata da Fratelli d'Italia? Diciamo, sì, innescata da una serie di interventi di Fratelli d'Italia sempre sulla sanità, cioè la non approvazione in giunta dei nomi dei direttori generali delle aziende sanitarie, come i malumori sul piano oncologico, che però perlomeno nei tempi debiti li avevano segnalati. Viceversa, questa sotterranea guerra dentro la Lega emerge un anno dopo, quindi è più subdola ovviamente, perché quelle prime avvisaglie con Fratelli d'Italia comunque hanno portato a una reazione di Fedriga, che in parte era legata anche alla tematica del terzo mandato, che ora sembra definitivamente naufragata come ipotesi, e che ha portato i suoi assessori di riferimento della Lega, della lista Fedriga e di Forza Italia a
rimettere le deleghe al Presidente, cosa mai avvenuta da quando c'è l'elezione diretta del Presidente della Regione. Quindi è stata in fretta derubricata a crisetta, ma in realtà era un precedente campanello d'allarme non da poco, tanto più se lo leggiamo con l'evoluzione, perché da un punto di vista del consenso appare solido quello del centrodestra, virgola, dal mio punto di vista purtroppo ovviamente. Però la coalizione in sé è poggiata evidentemente su piedi d'argilla, perché adesso le difficoltà stanno venendo al pettine, poi ci sono sollecitazioni continue, evidentemente poco coordinate. Abbiamo l'esempio anche, per cambiare tema, dell'allargamento ai 6 comuni del Veneto orientale, in cui c'è anche una parlata friulanofona, e quindi questa mossa di Fratelli d'Italia ha sicuramente un po' indisposto i leghisti, almeno i vertici sicuramente, e quindi capiamo che c'è di continuo questa difficoltà a portare avanti un progetto di insieme. E per riallacciarmi al merito, questo a mio avviso affosserà completamente l'idea stessa di riorganizzare la rete ospedaliera, che era quello di cui avevamo bisogno, cioè specializzare gli ospedali. Riccardi fino a qualche mese fa parlava in continuazione di specializziamo i piccoli ospedali. Questo è uscito dai radar, ma era proprio quello di cui effettivamente il sistema aveva bisogno. Adesso Riccardi parla fondamentalmente dell'importanza di intervenire sulla non autosufficienza, ci è ritornato molte più volte, che è sicuramente un tema fondamentale con l'invecchiamento della popolazione, ma non è l'unico. Riorganizzare la rete ospedaliera credo sia un aspetto rilevante, perché noi adesso cosa sta succedendo? Stiamo, anche qui, una narrazione falsa dice che sostanzialmente si riducono i finanziamenti per la sanità. È vero il contrario, si stanno aumentando i finanziamenti sulla sanità perché tutto sommato c'è una grande disponibilità di risorse, ma aumentare a dismisura le risorse sanitarie risolve i problemi se quel sistema è inefficace e inefficiente? Chiaro, io credo di no, ma con una maggioranza in queste condizioni non credo siamo nelle condizioni di una riforma generale dell'organizzazione degli enti ospedalieri, nel momento in cui già un progetto, fra virgolette, importante ma di minima rispetto al tutto, che è quello di concentrare le chirurgie oncologiche negli ospedali ad alto volume, ha sortito questi effetti devastanti che oggettivamente mi stupiscono, perché quell'impostazione è scientifica, intuitiva ed è giusta e va nell'interesse del cittadino, eppure ha ottenuto una levata di scudi politica, professionale e territoriale di queste dimensioni. Di questo tipo. Questa questione ha diviso però anche la minoranza, insomma le opposizioni, anche voi siete andati un po' divisi, no? su questo tema. Io sono per non nascondere la testa sotto la sabbia e premettere però una considerazione. Oneri e onori per chi governa, è chi governa che deve avere i numeri per portare avanti i provvedimenti che servono a questa regione. Quindi tutto sommato l'ideale sarebbe che le opposizioni avessero un'impostazione e delle linee condivise per rappresentare l'alternativa al centrodestra, però non vige un obbligo da un punto di vista della tenuta numerica, per far passare i provvedimenti. Viceversa, questo ce l'ha la maggioranza, e un anno fa hanno votato a favore di quel piano che adesso bombardano, quindi dovrebbero anche spiegare, una parte di quella maggioranza che adesso critica il piano, perché l'hanno approvato un anno fa. E cosa è cambiato da allora, se non il fatto che Fedriga non avrà la disponibilità di fare probabilmente il terzo mandato, e quindi questo porta a una ricollocazione della classe dirigente leghista. Questo è il tema fondamentale, che ha a che fare assai poco con i tumori e molto con la collocazione tattica politica. E questo è l'aspetto
che volevo sottolineare. Da parte invece dell'opposizione ci sono state letture diverse, anche adesso c'è chi si è associato alle rivendicazioni leghiste dicendo la Lega si sveglia tardi. Io penso l'esatto contrario, che vada preservato quel piano oncologico perché è positivo, e quindi mi sono schierato più che per uno o per l'altro per sostenere il piano che alla fine sarà, come dicevo prima, il lascito di legislatura, e anzi dico lo spero, perché ancora un paio di spagliate così non so come finirà il piano e la legislatura. Capito, allora sentiamo la telefonata, poi dobbiamo fare l'ultima pausa pubblicitaria della mattinata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Franco, buongiorno. Franco, buongiorno. Buongiorno, io voglio andare su un problema pratico che per via di conoscenze persone. Noi sappiamo che... Franco, non la sentiamo benissimo. Sì, mi sente? Ecco, adesso meglio, sì. Ecco, andava e veniva la voce. Diciamo che vorrei andare su un problema pratico che purtroppo l'ho visto, è quello che sappiamo benissimo che le cure oncologiche sono impegnative. E quello che ho visto è che ci sono persone fuori provincia, faccio un esempio, persone di Monfalcone che vengono a fare la radioterapia a Trieste, e sappiamo benissimo che gli effetti collaterali di una radioterapia che non si fa una radioterapia una volta al mese, ma una cura di radioterapia devi farla giorno dopo giorno, no? È continuativo per un periodo molto lungo, e con gli effetti collaterali, con naturalmente anche la situazione anche psicologica del paziente, spostarsi da Monfalcone, faccio un esempio, fino a Trieste per fare la radioterapia può essere causa di problemi molto grossi su quello che riguarda anche il fattore pratico ma anche psicologico del paziente. Quello che vorrei dire è che in certe situazioni sulle cure dovrebbe essere agevolate le persone, perché o hai Trieste o hai Udine, no? Da quella parte là, però il fatto è proprio che il servizio per queste persone in certe località della regione vanno in difficoltà, no? Questo è capito, Franco, però si sta parlando di concentrazione dell'aspetto chirurgico, no? Era una domanda solo così che mi è venuta per spiegare che ci sono dei problemi che purtroppo se non hai la struttura vicino, specialmente con delle situazioni oncologiche, si creano dei problemi grossi. È chiaro. Bene, buona giornata, arrivederci. Grazie Franco, buona giornata. Sì, si fa ancora un po' di confusione tra cure oncologiche e chirurgia. Sì, però questo è un tema vero, che è quello dei percorsi diagnostico-terapeutici, no? Esatto. Fondamentalmente ha ragione Franco che serve un accompagnamento e una istituzionalizzazione di questi percorsi, andando a cogliere in particolare nelle situazioni di più alta vulnerabilità o fisica e o sociale, mettiamola così, e quindi creare dei percorsi fra virgolette privilegiati per queste fasce di popolazione più in difficoltà. E in questo caso invece è importante che il servizio venga erogato più vicino possibile al luogo di residenza, compatibilmente alla gestione generale del servizio sanitario. Perché anche quell'aspetto è importante, ha ragione. Sì, no? Dopodiché su questo una grossa mano la danno anche dal settore del volontariato e della promozione sociale. Sono tanti enti che facilitano gli spostamenti nei casi più difficili. Ricordo anche che qua i comuni hanno spesso incentivato una rete che poteva andare nei comuni piccoli, tipo noi avevamo l'Auser nella sezione locale che faceva questo, ma poi ci sono anche dentro le strutture ospedaliere tanti enti che svolgono questa funzione, quindi chiaro è uno di quei campi dove si può sempre migliorare, assolutamente, però si deve anche, no? Sì, certo, per migliorare, bisogna sempre tendere a un miglioramento.
Però non partiamo da zero, ecco. È chiaro. Allora, e quindi le sollecitazioni possono essere utili in questo senso. Infatti. Allora, dobbiamo fermarci, piccola pausa pubblicitaria, l'ultima della mattinata, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Enrico Bullian, Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Qui con noi stiamo parlando molto di sanità e di politica regionale, naturalmente. Allora, c'è una telefonata in attesa già da un po', la ascoltiamo subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Io purtroppo col suo ospite non sono d'accordo proprio su niente. No. Sinceramente, guardi, quello che dice la Cisint non è che non si sa, si sapeva da un pezzo. Non è sì, gli ospedali già adesso hanno chiuso tanti ospedali piccoli, minori, e che si sa, insomma, che ci sono state anche le proteste, però la gente già è orientata ad andare in ospedali specialistici per determinati interventi che sono impegnativi. Io addirittura, mio figlio, tanti anni fa, no adesso, è stato operato al cuore. Ebbene, la stessa cardiologa del Burlo, l'equipe di cardiologia, hanno consigliato, vista l'età che era considerata ancora infantile, l'hanno consigliato di andare a Bergamo, e questo è un discorso, ok? Bene, ma poi tutto quello che ha detto la Cisint sul fatto che i privati sono fuori controllo, che ci vuole come si dice, ristrutturazione, un progetto nuovo sul territorio, è quello che manca. E poi un'altra cosa, lei deve sapere le cose. Quando uno chiama e dice che si mangia male, non può mettere davanti i suoi argomenti, e dovrebbe andare lì, mangiare a Catinara, e poi potrebbe dire qualcosa. Ma parlare degli asili e dire che la dieta è giusta è tutto un altro argomento. È tutta un'altra cosa, non c'entra niente. A Catinara non si mangia più. La gente, poveraccia, o muore di fame o non capisce più niente e mangia lo stesso, quella specie di roba calda che non ha un nome, oppure ha fortuna ai parenti che portano su il mangiare. Quindi lei, mi scusi, ma proprio come politico, a parte il fatto che a noi i giochetti politici della maggioranza e della minoranza ce ne può fregare di meno, ma i problemi che abbiamo con la sanità sono talmente grandi che la Cisint ha aperto gli occhi. Non è populismo questo. Ha ragione, ecco. Soprattutto sulla questione del ha ragione, basta. A me non piace la Cisint, non sono dalla sua parte, ma a me non me ne frega più niente di dove sono. L'importante è che sia democrazia, che non ci sia la dittatura. Poi la Cisint in questa cosa ha perfettamente ragione e finalmente si è aperto uno spiraglio, e noi tutti cittadini che non facciamo politica ma la seguiamo magari e vogliamo essere curati, le diamo ragione. Capito, lei Silvia. deve essere più informato, non è informato bene, perché già adesso la gente si sposta da un ospedale all'altro per avere una maggiore sicurezza. Già adesso dice. Sì. Quindi conferma la mia tesi. No, non conferma allora la sua tesi, perché lei vede solo questo il problema, allora ma non è questo il problema, è il ma era proprio quello che stava dicendo il nostro ospite, però questo spostamento delle persone. No, ha fatto confusione, è così, lei ha parlato di populismo e non assolutamente, va bene. adesso ribadisco. Allora, adesso chiarisce ancora, grazie Silvia, buona giornata. Allora, Silvia dà ragione a Cisint, alla Lega, insomma, che segnala questi problemi. Nel mirino leggiamo appunto le liste d'attesa, i rapporti con i privati, ma non soltanto, insomma, un po' mette in discussione. No, questo mi fa piacere perché mi dà la possibilità di ritornare sulla tematica. Innanzitutto la signora Silvia non ha seguito il mio ragionamento su Catinara. Ho detto che parlo delle cose che so e non di quelle che non so, e che quindi sarebbe stata mia cura approfondire la questione specifica della mensa Catinara, primo aspetto. Quindi avevo già anticipato, non so se andrò a mangiarci direttamente, ma sicuramente mi informerò.
La seconda questione invece è che se pensa che qualcuno muoia di fame dentro Catinara, c'è la Procura della Repubblica dove rivolgere queste non più lamentele, ma a questo punto devono diventare degli esposti e fa parte dei doveri dei cittadini, no? In presenza di cose che non vanno in maniera così clamorosa si fa un esposto e poi si vede cosa succede, come evolve l'accertamento della verità. E questo per quanto riguarda la mensa di Catinara. Per quanto riguarda invece le esternazioni della Lega attraverso il documento firmato da Cisint e Dreosto, il tema fondamentale è che sono nella condizione di essere ritenuti credibili come principale forza di governo del Friuli Venezia Giulia, che governa tutta la regione, quindi anche la sanità, dopo 8 anni che sono al governo, sono credibili a demolire in questa maniera le principali linee guida che erano state seguite? Dopo 8 anni che sono lì, io credo non siano credibili e credo che sia tutto, a proposito di giochi di potere, tutto uno scontro interno al mondo leghista. Nel merito della questione, mentre nel documento sono completamente fuori rotta sul tema del piano oncologico, io prima l'ho accennato velocemente il tema del privato, ma non ho detto che su quello non condividevo. Cioè ci sono varie esternazioni, a mio avviso tutte intrise da altre finalità, tuttavia la parte sul privato invece ravvede in qualche misura delle considerazioni che sono ampiamente state fatte nel corso di questi 8 anni dall'opposizione. Infatti c'è anche un passaggio sui periodi, sulla stampa quotidiana odierno, dove si sottolinea, sembra parli l'opposizione, in particolare sulla tematica del privato e privato accreditato, no? Perché sono cose che è 8 anni, anche chi c'era prima di me in Consiglio regionale che ripeteva, occhio che basarsi molto sul privato significa perdere la capacità di controllo del sistema in generale, quindi non è che sono cose nuove, ma io ribadisco che finora e da 8 anni il leitmotiv della maggioranza era il privato è alleato della sanità pubblica. Adesso in un colpo di bacchetta magica si critica il privato e si considera credibile questo riposizionamento tattico? Per quel che mi riguarda no. Chiarissima la risposta, questo è il motivo insomma, per cui ha parlato di populismo. Allora. Beh, sul populismo della Cisint non è che dobbiamo aspettare che intervenga sulla sanità, basta vedere come si comporta in generale nell'incapacità più completa di coltivare delle relazioni istituzionali che non siano nell'ottica di scontro frontale con questo o quel soggetto, come dimostra anche il caso Fincantieri. Il caso a Fincantieri che è ancora in stallo, no? Assolutamente. Non di semplice risoluzione, sicuramente. C'è stato la Regione e lo Stato faranno la loro parte per smorzare alcune contrapposizione anche lì create ad arte e che rischiano di far fuorviare dai veri problemi, che sono il decreto vergogna sull'amianto, che è un modo surrettizio per finanziare Fincantieri, e le ricadute del sistema di appalti e subappalti sul sistema sociale di Monfalcone. Esatto. Sono quelli due temi. Dopo la deroga sugli orari e per i rumori sono questioni che spostano dal vero, dal vero focus nodo, che bisogna... insomma, certo. È chiaro, da sciogliere, ancora da sciogliere. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, allora io volevo chiarire una cosa. Come sempre si pensa di parlare di una cosa e la gente capisce tutto altro. Allora, io personalmente, forse sbaglio, preferisco andare in un ospedale dove magari non mangio tanto bene o mangio male, però mi tirano via il tumore e torno a casa sano o guarito, piuttosto che andare in un bel albergo dove mi danno prima, seconda, colazione e tutto quello che vuoi e dopo 3 mesi moro.
Però è un'idea mia, forse sbaglio. Seconda cosa, le persone hanno appena confuso quello che è l'assistenza sanitaria, e voi state parlando di sanità, con quello che è l'albergaggio. Perché il fatto che si mangi male in un certo ospedale, in un certo posto, non dipende dipende da come è stato gestito, perché le ditte che hanno in appalto, che poi se vogliamo parlare di appalto, di cucina propria è un altro discorso, si trovano davanti a un tavolo con chi ha i soldi in mano e gli dicono: quanti soldini mi dai per pasto? Se questo dice ti do 6 euro, gli fanno questo pasto. Se questo ti dice ti do 10 euro, gli danno quell'altro pasto. Chiaro. Allora, il fatto di mangiare bene o mangiare male, perché poi tra l'altro quando entriamo in quest'ordine di economia, guardi che entra tutto, si decide attorno a quel tavolo, anche quante lenzuola ti mando, quante lenzuola laviamo, quante volte vengono le donne delle pulizie a pulire per terra, tutte cose importantissime per l'ospedale, però si decide con i soldi. A questo punto però la sanità, riuscire a cavare un tumore o non cavarlo, metterti nelle mani di una struttura che ne fa 100 in un anno o ne fa 1 all'anno, questo è un altro discorso che non c'entra, non è solo l'aspetto economico, è anche l'aspetto sicurezza. Certo. Voi stessi quando andate da un meccanico gli dite: mi fai la frizione della macchina? Se uno che fa una frizione al giorno stai con una tranquillità, se uno che ti dice l'ultima frizione l'ho fatta 6 anni fa, ti preoccupi un poco. Questa è una cosa normale, basta ragionare così, però la gente prende una cosa per l'altra. Per esempio, adesso sentivo anche per TV, la riforma della giustizia. Non stanno parlando di riformare la giustizia, perché la legge è quella, non hanno detto cambiamo la legge, vogliono spostare i giudici. Allora noi non possiamo parlare di una cosa e finire su un'altra, confondendo, perché non trovo giusto. Pensate un attimino, è vero, si mangia male, sarà senz'altro vero, però sono qua non per mangiare, sono qua perché mi curi. Dopo, sul mangiare male, chiamiamo chi è il direttore sanitario e questo diciamo: ascolti, la prossima volta che va là si metta d'accordo in un certo modo, perché probabilmente anche quello ha un pochino le manine legate. Allora cerchiamo di togliergli quelle mani e di capire, perché nessuno ruba. Se ti danno un pasto per 6 euro c'è un perché, se te lo danno per 12 c'è anche un perché. Chiarissimo. Non è che qualcuno si intasca i 6 euro di differenza e va a casa. Scusate la franchezza. Chiaro Maurizio, grazie del suo intervento. Insomma, è d'accordo con quello che dice Maurizio in parte? Mi pare ragionevole. Allora, dello stesso tenore più o meno è anche la mail di Igor, dice: sono stato 2 mesi ricoverato a Catinara, non si mangia male, si mangia da ospedale ma è tutto mangiabile, siete ricoverati non villeggianti. O poi il discorso che faceva anche il signor Maurizio, no? La differenza insomma ci si confonde tra una cosa e l'altra. Dopodiché una verifica è sempre possibile e se vogliamo anche fa parte delle funzioni che possiamo avere, quella di raccogliere segnalazioni. Comunque il tema centrale è quello del piano della rete oncologica, non ovviamente altro in questo momento, no? È chiaro. Per quanto riguarda invece, lo diceva prima, la famosa legge vergogna, insomma quello che è stato definito in questo modo, per quanto riguarda appunto le vittime dell'amianto e i malati, coloro che si sono ammalati, purtroppo si parla sempre si parla sempre di malattie oncologiche, no? Anche molto brutte. A che punto siamo da quel punto di vista proprio? Che abbiamo ripresentato una proposta di legge regionale che verrà discussa tra l'altro prossima settimana in Commissione Salute, in terza commissione, per tentare di far esprimere il Consiglio regionale, che poi invii la proposta al Parlamento, con una posizione che chieda una revisione radicale di quel provvedimento che è stato fatto nel lontano 2023 e che non ha avuto nessuna ricaduta pratica, ovvero sono stati stanziati 20 milioni di euro all'anno fino al 2026, quindi 80 milioni complessivi, ma l'iter di assegnazione, e ricordiamo che per gli anni già conclusi 23-24 gli unici che hanno fatto domanda è stata Fincantieri stessa, no? Quindi
non c'è nessun altro privato e nessun'altra azienda, anche perché bisognava essere una società partecipata pubblica della cantieristica navale, cioè hanno scritto sostanzialmente nomi e cognomi, e non a caso l'Unione Europea, e in particolare chi si occupa della concorrenza, ha bloccato l'iter di erogazione che ha come ente gestore l'INAIL. Quindi siamo ancora in questa fase di stallo, siamo entrati nell'ultimo anno dove è attivo un filone finanziario sul fondo. Noi chiediamo che a livello nazionale tornino indietro su questa norma. Noi dobbiamo andare a sostenere le vittime dell'amianto, che sono i lavoratori o più spesso i loro eredi, perché purtroppo lì ci si ammala di un altro tumore specifico che è il mesotelioma, che ancora oggi è considerato sostanzialmente incurabile nonostante alcuni tentativi sperimentali. Fra l'altro ricordo su questo che è stato stanziato dal Consiglio regionale 1 milione di euro per sperimentare delle strade di ricerca su quella malattia. A mio avviso servirebbe un cappello nazionale su questo, e ricordo anche che i mesoteliomi noi pensavamo che con la graduale dismissione dell'utilizzo dell'amianto negli anni 80 e arrivando fino alla legge che ha sancito il bando dell'uso dell'amianto nel 92, questi mesoteliomi fossero diminuiti già a partire dal 2015-2020 massimo. In realtà a livello regionale siamo ancora su un plateau piuttosto lungo e abbiamo 60, 70, 80 casi ogni anno di mesotelioma, che non sono pochi sul migliaio complessivo a livello nazionale, una curva discendente, considerato che siamo il 2% della popolazione nazionale. Questa curva discendente ancora non c'è, purtroppo, e il tema rimane aperto a livello regionale, nazionale, ma rimane aperto a livello mondiale, perché una messa al bando dell'utilizzo dell'amianto c'è in Europa, c'è in Oceania, cioè in Australia e dintorni, ma gran parte del resto del globo continua a utilizzare l'amianto. Sono una cinquantina i paesi che l'hanno messo al bando, ma soprattutto in questa fase storica l'Asia continua a utilizzarlo, a usarlo, e quindi ci sono in un mondo globale probabilmente milioni di lavoratori che sono a contatto ancora con questo cancerogeno certo e conclamato da più di mezzo secolo. Per intenderci. Sulla questione sanità, tra l'altro, sì, è vero che ha monopolizzato il dibattito questo piano che è di un anno fa, ma abbiamo anche noi altre proposte di legge che ridepositeremo, ad esempio quella sul fine vita, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Toscana, che in parte ha tolto una possibilità che avevamo introdotto anche noi nella prima proposta, ovvero quella di inserire nell'articolato di legge dei limiti, dei tempi stringenti dentro i quali le aziende sanitarie devono rispondere alla richiesta di suicidio medicalmente assistito. Ciò è stato considerato illegittimo dalla Corte, ma l'impianto della legge regionale è rimasto in vigore in Toscana. Quindi tornerete insomma a visto che a noi presentarlo. ci è stata bocciata solo con la pregiudiziale di costituzionalità, a questo punto chiederemo si entri nel merito della discussione. Allora torneremo ad invitare sicuramente Enrico Bullian qui a Sveglia Trieste, torni presto a trovarci. Piacere, grazie. Per parlarne ancora, sicuramente. Grazie a tutti che ci avete seguito quest'oggi e buon proseguimento di giornata.